Quest'idea è nata in maggio perché sapevamo che i terreni, i prati e i boschi, compresi nei 38 ettari che si trovano all'interno della Val Borago, sarebbero stati messi all'asta e quindi rischiavano di essere destinati ad un uso agricolo. È per quello che abbiamo avuto questa idea, che all'inizio pensava di essere rivolta solamente a amici e conoscenti, di raccogliere dei soldi per poter partecipare all'asta e comprare questo bosco meraviglioso. Un po' alla volta, visto che però era un'idea molto ambiziosa e a dir poco pazzesca, abbiamo capito che se volevamo raggiungere il nostro obiettivo e salvare questo bene comune e permetterlo a disposizione di tutti, avevamo necessità di coinvolgere più persone possibili e quindi è stata estesa a tutta la cittadinanza. Abbiamo infatti iniziato in estate a fare tutta una serie di eventi volti a attirare l'attenzione. La cosa che più ci ha colpito è vedere come siamo riusciti a coinvolgere più di 1000 persone, non solo interessate all'ambiente, ma proprio che hanno preso a cuore questa iniziativa e che erano rimasti colpiti da questa idea di salvare un bosco per metterlo a disposizione di tutti. Tutto è cominciato da un piccolo comitato di una piccola associazione, accompagnata dalla musica di un sassofono e dall'arte. Itaca, Val Borago, che differenza c'è? Che differenza c'è? Affinché abolisca il rito del taglio dell'erba dopo la messa della domenica, affinché ci ammonisca. Metto in testa un filo lungo e sto viso basta Ora abbiamo bisogno di continuare questo cammino e vogliamo farlo insieme a voi. Buongiorno, sono partita con queste immagini perché io credo che noi siamo delle bravissime persone, delle persone che cercano in tutte le maniere anche di salvaguardare il nostro territorio. Avete visto, si sono messi le mani in tasca, hanno tirato fuori i soldi per comprare questo bosco, per salvarlo, per dare un futuro anche ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, di avere degli spazi verdi, perché ormai nel nostro paese si sta svendendo tutto. Abbiamo svenduto le fabbriche più importanti, abbiamo svenduto gli anziani, non abbiamo più la possibilità di aiutarli, non ci sono le residenze per loro, hanno delle liste d'attesa pazzesche, non abbiamo gli asili per i bambini, abbiamo le scuole a pezzi, perché veramente sono a pezzi, nessuno lo dice, stanno facendo qualcosa ma poco, ma soprattutto non abbiamo risposte alla dignità della persona, quella che ha detto anche ieri a Venezia Papa Francesco. Non si può veramente togliere la dignità a una persona, ma in nessun modo e neppure per qualsiasi cosa che ha commesso. Avete visto le immagini di queste detenute? Ci voleva Papa Francesco per aprire questo carcere, vi ricordate quante volte l'ho detto, ma perché non entriamo con le telecamere? Dicono che è un fiore all'occhiello come carcere in Europa e non ci fanno entrare. Forse la mia voce è giunta a Papa Francesco perché non solo sono entrate le telecamere per la prima volta, abbiamo visto in qualche maniera, ecco, questa meraviglia di questo carcere, da una parte è anche una meraviglia, avete visto cosa ha lasciato la storia. E dall'altra parte abbiamo visto la fragilità di queste detenute che sembrano forti e che si sciolgono come la neve al sole di fronte al Papa, di fronte alla speranza, alla dignità che lui ha cercato di dare in qualche modo a tutte loro. Penso sia stato uno dei momenti più toccanti, più commoventi, specialmente dal nostro giornalista Maier, quando ha intervistato il Papa e gli ha detto... E il Papa ha risposto: perché loro e non io? Ecco, io penso che ieri abbiamo vissuto un momento di speranza,
di grandezza di quella che è veramente la speranza, che se uno vuole può rialzarsi, c'è qualcuno che lo accoglierà, che questa speranza deve continuare. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza l'avvocato Fabio Capraro, grazie avvocato di essere qui. Abbiamo anche collegato Andrea Dan, presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, e abbiamo collegata anche Patrizia Pisi da Verona, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Mala Sanità. Grazie anche a questi ospiti di essere qui, perché parleremo di tante cose, di cose veramente delicate, perché stiamo parlando dei valori, del rispetto dei valori, della dignità del dolore, sia esso provocato da un incidente stradale, sia esso provocato dalla mala sanità, sia esso provocato purtroppo durante il lavoro, queste persone che vanno a lavorare e non tornano più. Allora io partirei proprio dall'avvocato Capraro per sentire, poi parleremo anche di autovelox, ma in questo momento, visto che ieri è stata la giornata nazionale del lavoro, io penso che dovremmo essere stati più di qualcuno a capire l'importanza di questa giornata, però poco. Cosa ha provato lei, avvocato? Io, mi viene un po' di tristezza pensare che fanno la giornata per gli infortuni sul lavoro. Ogni volta che c'è un infortunio sul lavoro si scoprono determinate cose. Mancano gli ispettori, la normativa è carente, ma qui siamo sempre fatti improvvisi e eccezionali. Non so, mi riferisco anche alla fuoriuscita dei fiumi, l'acqua che invade le città. Se noi guardiamo la cronaca di questi anni, gli eventi si ripetono. Quindi non è nulla di eccezionale, manca una programmazione, manca una tutela del territorio, così manca una tutela del lavoratore nell'ambito lavorativo, che poi alla fine, pensandoci bene, un lavoratore che viene ferito o addirittura che si lascia la pelle è un danno non per tutta la collettività ma per la stessa azienda, perché perde un soggetto che ha professionalità, quindi non c'è un minimo di rispetto, dico io, per l'essere umano di per sé, e queste famiglie vengono per così abbandonate. Non parliamo poi dal punto di vista processuale, sappiamo benissimo quanto durano in Italia i processi, anche per poi dare un minimo di tutela anche alle famiglie. Non so, nel caso mio di Vicenza ho due minori, non hanno percepito ancora una lira, anche dal punto di vista normativo manca la tutela del lavoratore e della famiglia del lavoratore, ed è ogni volta che si ripete un infortunio torniamo sempre a ripetere le stesse cose, e questo è il deludente della politica. Però noi abbiamo dei decreti aggiuntivi che giacciono nei cassetti dal 2008, avvocato Capraro. Come se lo spiega? Allora c'è qualcuno che non vuole portare avanti questa giustizia, perché come si dice noi abbiamo una Costituzione che parla chiaro, abbiamo tantissime leggi che potrebbero essere veramente di aiuto, ma se non vengono applicati è come neve al sole? Questo è il mistero, appunto, perché a fronte di una norma anche valida, poi devono seguire le norme di attuazione, poi ne parleremo anche con l'autovelox. Il mistero è che poi le norme di attuazione non vengono emanate e pertanto la legge rimane così sospesa per aria e non trova applicazione. Sa perché ho detto aggiuntivi e non attuativi? Perché c'è un'aggiunta a quella che sarebbe la legge. Allora io aiuto ancora di più la legge con questi decreti attuativi, li aggiungo per cercare di fare chiarezza. Ma allora è inutile dare sempre la colpa all'ultimo governo, all'ultimo partito che viene. No. Qui è anni, stiamo parlando dal 2008 che ci sono questi decreti, perché ci sono, e nessuno dice niente, nessuno fa finta, e qual è il problema? Di passare il cerino. Non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro. Allora, avvocato, noi saremmo anche stanchi, ecco, questa legge che non viene applicata, oppure che ogni giudice, che è sovrano, il giudice assolutamente può decidere, tu non puoi fare niente, una volta che hai preso la decisione sei con le spalle al muro. Ma anche per voi, avvocato, delle volte difendere l'indifendibile, come fate, avvocato? Premesso che il nostro sistema non è facile, è vero, fare l'avvocato. Il concetto base è quello che c'è una pena che va da un minimo a un massimo, quindi ecco, l'intervento del difensore è per cercare di ottenere una pena che sia giusta e adeguata alla situazione.
Ecco il perché ci sono delle leggi, le norme prevedono sempre un minimo e un massimo. Là c'è l'intervento del difensore, perché anche a fronte di una responsabilità, non so, di natura penale, infortunio sul lavoro per esempio, bisogna vedere i comportamenti che ha tenuto il responsabile della sicurezza o il datore di lavoro, se ha fatto un qualche cosa oppure non ha fatto nulla. Quindi ecco che abbiamo una gradualità nella pena che deve essere proporzionata alla responsabilità. Però io ho avuto l'avvocato, il presidente De Santi, che è il presidente degli invalidi sul lavoro, ha detto una cosa chiarissima e semplicissima. Se uno vince un appalto, la ditta vince un appalto, sì, quella ditta deve essere responsabile di tutto quello che accadrà. Può dare poi lavoro anche a 40 ditte, ma nel momento che succede qualcosa deve essere lui il responsabile, non che questi appalti che si passano il cerino non è colpa mia, è colpa dell'altro, alla fine non paga nessuno, e questo è il grande problema. Tu vinci l'appalto, bene, puoi dar lavoro a chi vuoi, però se succede qualcosa sei tu il responsabile. Mi dica avvocato, perché non si fa neppure questo. Ma no, teoricamente c'è già una norma per cui la ditta, diciamo, che ha l'appalto ha una responsabilità, deve provvedere a fare anche un piano di sicurezza e di coordinamento fra le varie imprese. È che forse in questo paese abbiamo anche troppe leggi e poco chiare, e poi si inseriscono in questo caso le interpretazioni, ripeto, come poi vediamo con l'autovelox, e alla fine siamo appunto a capo. Allora andiamo a vedere questa panchina, questa sicurezza sul lavoro della Monica Battistetti, del marito di questa famiglia che ancora non si dà pace perché non arriva la giustizia. Loro vogliono e credono solo sulla giustizia, loro non vogliono soldi, avvocato, vogliono che veramente chi ha sbagliato paghi. Andiamo a sentire. Questo gli fa anche onore, un lato. Non me ne vogliono i familiari, perché capisco il dolore che stanno provando, ma non è tanto per il ragazzo che ha lasciato da vita, ma che serva da monito a tutti quelli che magari vogliono poi emulare questi gesti e che sfidano la morte. Mentre Conegliano svela nel giardino di via Filzi, davanti alle scuole dei ragazzi, una panchina bianca, il ricordo di tutte le vittime della strada, il pensiero della comunità e del comandante della polizia locale di Conegliano per Lorenzo Pietrusci, 18enne, deceduto dopo 9 giorni di agonia. Fatale una caduta da un'auto in corsa sulla quale tentava di stare in equilibrio facendo surf. Alla guida dell'auto, che poi ha finito per travolgerlo, il cugino. Ragazzi, non andatevele a cercare, il messaggio limpido, quasi una preghiera da parte delle forze dell'ordine e dei familiari di tanti giovani strappati alla vita dalla strada, oggi presenti per questa cerimonia. Dovete tornare a casa perché voi avete in mano una cosa importante, ed è la vita. Un dono che vi viene dato una volta sola, non vi viene regalato 2 volte. Cercate di rispettarla, perché noi genitori l'abbiamo voluta la vostra vita, ma non vogliamo piangerla. Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della tragedia sulla Jesolana del 2019. Toccanti le canzoni cantate dai giovani alunni della scuola media Grava e la lettera di una giovane mamma. Visibilmente emozionato anche il sindaco Fabio Chies. La strada comunque è un pericolo costante, chiunque di noi guidi ha un'arma in mano, bisogna guidare ricordandosi di evitare situazioni dalle quali poi non possiamo più tornare indietro. Tramutare le tragedie in speranza per le nuove generazioni è un esercizio che possono farlo solo le grandi persone come sono queste. Seduti l'uno accanto all'altra, allo sguardo rivolto un po' più in là, nella panchina bianca, simbolo delle persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro, Monica Michelin e Giuseppe Battistetti si stringono la mano nel ricordo del figlio Mattia, morto a soli 23 anni. Una presenza silenziosa ma assordante in piazza a Montebelluna nella giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È una giornata, secondo me, veramente utile e veramente dovuta a tutte le 451 vittime che ci sono state quest'anno. È veramente una guerra infinita, una guerra quotidiana. Domani sono 3 anni che alle
8:30 del mattino Mattia ci ha lasciato, era uscito di casa come ogni mattina, fischiettando, e poi in quel maledetto cantiere della ditta Bordignon ha trovato la morte che lo aspettava. Una morte che la famiglia Battistetti, piazza dopo piazza, udienza dopo udienza, non vuole sia stata vana. Le persone che hanno perso la vita, alle quali è stato negato un futuro, dei progetti, hanno diritto ad avere un ricordo e ad avere soprattutto giustizia. E proprio il 29 aprile, nel terzo anniversario della morte di Mattia Battistetti, la famiglia e l'associazione si riuniranno in suo ricordo. Noi ci troveremo alle 19, è un evento aperto a tutti e ci troveremo qui alla Panchina Bianca, e chiunque voglia fare un ricordo, anche 2 parole su Mattia, ben accetto, lo aspettiamo veramente a braccia aperte. Il 1 maggio, festa dei lavoratori, invece l'inaugurazione a Bologna del Muro delle Farfalle Bianche voluto da Carlo Soricelli e dal Comune. Una parete dove sono stati riprodotti i volti di 300 operai che hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Allora, Patrizia Pisi, grazie di essere qui questa mattina anche per ricordare queste sedie vuote. Monica Battistetti, come tante mamme, tanti papà, tanti familiari, ogni giorno fissano la sedia vuota. Lei dice la morte di Mattia riguarda tutti perché sono morti, il dolore è condiviso, che sia nel lavoro, che sia sulla strada, questa persona non torna più a casa, non la vedi più. Come ha visto questa giornata, diciamo anche un po' sottotono? Avete visto questa panchina con il vuoto attorno? Prego, cosa servono queste giornate se poi veramente non riescono a sensibilizzare anche l'opinione pubblica, che ormai sono numeri e basta? No, sono persone che non torneranno più, con un dramma che non tornerà più nella famiglia, che non vivrà più la quotidianità che viveva prima. Prego, Pisi. Allora, intanto la ringrazio, Mirella, per invitarmi in queste trasmissioni molto importanti, perché bisogna sempre sensibilizzare le persone su questi temi che purtroppo vengono sempre banalizzati. È un dispiacere grande vedere una panchina bianca con 2 genitori che urlano il loro dolore e nessuno che condivide. Perché nessuno condivide? Eppure guardi che sono stati tantissimi morti anche l'anno scorso del lavoro. Sulla strada sono stati 3.153 nel 2023. Voglio dire, sono numeri molto importanti che dovrebbero far riflettere le persone, dovrebbero aiutarci come familiari di vittime, che sia della strada, che sia sul lavoro, dovrebbero aiutarci tutti, condividere con noi questo dolore, perché noi quello che vogliamo è che non succeda agli altri. Perché tutto quello che noi facciamo, le panchine bianche, urlare, andate piano, mi raccomando, rispettate la vita, è molto importante, lo facciamo soprattutto perché non succeda più agli altri quello che è successo a noi. Quindi voglio dire, perché la cittadinanza non capisce questo? Io vedo che tante volte facciamo gli incontri, mandiamo fuori le locandine, perché vogliamo sensibilizzare i nostri cittadini sulla sicurezza stradale. Eppure mi creda, quando andiamo all'incontro ci sono sempre 100-150 persone e basta. Ma perché questo? Io veramente non lo capisco, Mirella, mi creda. Forse perché è troppo difficile condividere il nostro dolore, ma sulla strada ci siamo tutti. Sulla strada siamo pedoni, siamo automobilisti, siamo ciclisti. Quindi voglio dire, perché non avere un senso, cosa posso dire, anche per partecipare con noi ai nostri incontri, a quello che diciamo? Perché sulla strada è importante tornare a casa, perché purtroppo è molto pericolosa la strada, oggi come oggi, e nessuno rispetta le regole, sia sul lavoro che sia sulla strada. E ha fatto bene a ricordarlo, Patrizia, perché questo è il problema, che ognuno esce di casa e si fa le proprie regole. Tanto qual è il problema? Cosa possono farmi? Perciò si continua così. Allora sentiamo anche Rinaldo da Venezia, poi andiamo da Andrea Dan. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Pensa che De Mattia Battistetti si è già passato 3 anni e ancora da trovare la verità. Noi abbiamo ancora da mettere il cuore in pace a quella famiglia che è vergognoso. Io Stato vado a vergognarsi
perché una persona del genere dovrebbe risolvere questo problema che ha nel cuore di questo figlio, non sa ancora niente, non ha risolto niente. Vergogniamoci, i politici, gli fa schifo, i va in cerca dei Vannacci adesso, cosa mi interessa i Vannacci? Va bene, mette a posto sta gente che è qua, questi sono i problemi dell'Italia, non vi fuori quando che voi i voti, ricordate quando votare. E dopo per dirne una, in carcere a Giudecca, mi sono da 15 anni, 2 volte a settimana a portargli la frutta e la verdura. E c'è un carcere, non c'è un carcere. Sono stato dentro, andavo dentro, anche i putei in carcere, va bene, c'è quasi tutti i rom, e io avevo anche i fiori, che portavo qualche giocato e tornavo, ormai mi conosceva, ma è un carcere che si tratta bene, se vuoi lavorare, lavora, e ha un giardino per farmi cosare io, e c'è un bel carcere, mi va a portare il Papa su un carcere umano, perché è veramente, indipendentemente da quello che c'è dentro, va bene. Perché queste donne non uscivano qualche volta e l'ho sentito sigare con i fiori, ma è un carcere meraviglioso. Cara Mirella, ti saluto, buona giornata a te e ai tuoi ospiti, perché la politica pensa di fare qualche cosa, perché il povero che non va e va in galera, i fiori di politici che l'ha fatto quello che l'ha fatto, li tutti fuori e non si sa niente. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Rinaldo. Ecco Rinaldo, veramente sono riflessioni delle persone a casa, delle riflessioni molto importanti, tanto è vero Rinaldo che è talmente bello e umano che ci è voluto il Papa per farlo aprire perché nessuno entrava, si entrava a San Vittore dappertutto, su questo carcere qua io ho provato tantissime volte grazie a Papa Francesco che almeno facciamo vedere anche l'umanità che abbiamo anche nel nostro territorio, perché qui si parla di umanità, di persone che lavorano, che hanno spiegato le mostre, la Biennale all'interno del carcere, perciò avete capito che forse a far vedere fa anche bene anche a noi per capire, perché sono anche soldi nostri, poi oltretutto avvocato, perché penso che sia anche giusto vedere una volta tanto che vanno a finire bene perché non si possa vedere. Allora sentiamo Andrea Dan. Allora lei è appena tornato dal Marocco, è andato a insegnare guida sicura, prego. Buongiorno a voi. Io volevo subito cogliere l'occasione, visto che in studio abbiamo un avvocato, per avere un consiglio giuridico nei confronti dei proprietari delle strade. Mi spiego meglio. In caso succede un incidente sul lavoro, subito vengono indagati i proprietari, i direttori e ci saranno dei progetti. Dan? La connessione? Il proprietario della strada e il proprietario della fabbrica. Io in novembre avevo fatto un esposto su un punto critico della bretella della 28 dove c'è nella bretella 2 piccole strade comunali, via Baver e via Calbassa, tra Godega Sant'Urbano e San Fior, che passano direttamente alla bretella, che è un punto pericolosissimo che negli ultimi anni ha fatto ben 4 vittime. Da quell'esposto non si è avuto nulla e un mese fa, ahimè, un'altra nostra figlia, Marica, è mancata in quel punto critico. Io lì mi sono permesso direttamente dall'esposto a fare una querela, a fare una denuncia, a interpretare direttamente il tribunale per vedere se ci sono responsabilità nelle concause dell'incidente stesso da parte dei proprietari delle strade. Ho querelato il sindaco di Godega Sant'Urbano, ho querelato l'amministrazione, sindaco, amministrazione parlo, non personale, bensì l'amministrazione di San Fior, ho querelato l'ente le autovie, ma essendo 3 enti, ancora dopo un mese quel punto critico non hanno fatto nulla. Io chiedo all'avvocato se c'è la possibilità di creare un precedente e dare responsabilità alle amministrazioni di mettere a posto questi punti critici. Prego, avvocato Capraro. Sì, è impegnativa la domanda. Ecco, la risposta da un lato può essere anche molto semplice, cioè le norme ci sono dei casi in cui, devo dire onestamente pochi, in cui la magistratura ha condannato i responsabili della strada, che fosse l'ANAS o che fosse altra concessionaria. Però, come spiego sempre ai miei clienti,
Una cosa è fare una causa contro un cittadino, una cosa è fare una causa contro un ente. Vediamo proprio in materia di autovelox, quando anche io vinco per l'automobilista, non ho mai la condanna dell'ente alle spese legali. Quindi bisogna capirci su questo punto. Le norme ci sono, però vanno applicate e in certi casi contro soggetti come l'ANAS o come altre aziende di una certa valenza non è sempre facile ottenere una condanna, però la norma c'è. Tranquillamente, sono perfettamente d'accordo. Pigliamo il caso di Mestre, le guardrail che non erano norma, io ho avuto dei casi anche a Treviso, purtroppo non è facile. Però, avvocato, però è giusto farlo perché le norme ci sono, in questo paese qua siamo pieni di norme, quindi lei giustamente ha fatto benissimo a sollevare la questione. Però poi deve seguire la denuncia, la querela deve seguirle passo passo in tribunale, non può lasciarle a sé stante. Ma andare in tribunale vuol dire spendere ancora soldi, non sapere come va a finire, perché anche sugli autovelox tu devi pagare il ricorso, prima devi fare il ricorso e poi pagare la multa, ma è talmente scritto in piccolo, avvocato, che ci vuole una lente di ingrandimento così per vedere e nessuno dice niente e perciò tu paghi, non fai ricorso, ma soprattutto come si fa a mandare l'amministrazione comunale una multa magari 50 all'ora, sono andato a 55, visto che poi non c'è la penalità perché c'è un limite che puoi anche superare, c'è la tolleranza. È la tolleranza e ti mandano lo stesso l'avviso di pagamento. Ma come si fa a mandare l'avviso di pagamento se veramente sai che c'è questa tolleranza? Ma non è un ladrocidio, scusi avvocato, ma come fa un'amministrazione comunale, sapendo che c'è la tolleranza, mandare lo stesso l'avviso di pagamento? È questo che non riusciamo a capire. Io per esempio dico sempre ai miei clienti, quando pagate per una contravvenzione conservate il bollettino, perché io ho avuto casi di gente che si è vista chiedere a distanza di anni il pagamento della stessa contravvenzione, ecco. Quindi diciamo che non è una situazione facile, ecco, non è una situazione facile. Pisi, anche su questo dovremmo combattere, perché sono veramente situazioni importanti. Cioè le amministrazioni che mandano questi bollettini, ma pensate, 50 euro per qualcuno forse non sono niente, ma per un cittadino 50 euro sono tanti. Sì. E che ti vada bene i 50 euro. Cosa dice Pisi? Prego. Sì, no, ha ragione, assolutamente, anche perché se c'è una tolleranza bisogna rispettare la tolleranza, anche perché uno va a lavorare per guadagnare i soldi, non è che va a lavorare per pagare le multe del comune, al comune, voglio dire, sì, su questo lei ha perfettamente ragione, Mirella. Non capisco come fanno a ragionare chi manda queste multe. Io vorrei veramente vedere in faccia queste persone e dire: ma scusa, c'è la tolleranza, ma perché mandi la multa? Anche perché mandi in crisi una persona in assoluto, perché comunque uno si vede arrivare a una multa e dice: oddio, cosa succede? Cosa ho fatto? Il 55 all'ora? Ma sono cose assurde, veramente. Ci perdiamo in un bicchiere d'acqua con tutti i problemi veri che abbiamo, con tutte le cose che dobbiamo risolvere sulla strada. Andiamo veramente a... non lo so, guardi Mirella, non ho parole su queste cose, perché... Sì, bisogna anche parlarne, dirle, perché se non dico io queste cose nessuno le dice mai. Ecco, io penso di essere l'unica che ha spiegato molto bene. Avevo anche mi sembra un comandante dei vigili non mi ricordo di quale paese, che anche lei ha detto che è veramente una cosa incredibile, perché a ricevere a casa questo bollettino, pagarlo, perché da 50, vietato ai 50, sei andato a 55, ti arriva il bollettino di pagamento che c'è la tolleranza, come ha spiegato l'avvocato, non è un po' prendere in giro i cittadini che poi si sono ribellati perché qualcuno ha visto cosa è riuscito a fare, ecco, ed era anche applaudito che abbatteva questi autovelox, anche se non si deve assolutamente fare, per l'amore del cielo. Però succede questo perché poi la tolleranza ha un limite e qualcuno veramente parte. Prego. Sì, esattamente. Dopo il comune automobilista può avere l'impressione che questi enti mirino non tanto a fare prevenzione ma a fare cassa, che poi io dico, se si vuole fare la prevenzione e evitare incidenti mortali con questi ragazzi, l'ideale sarebbe la pattuglia sulla strada e non invece di queste macchinette e questi autovelox. Quindi effettivamente c'è questa opinione ormai comune
che gli enti pubblici mirino più al denaro dell'automobilista che non a fare prevenzione. Ed è un peccato questo, perché la pattuglia sulla strada dà anche permette il controllo del territorio. Perché forse è vero che non ci sono molti furti in Italia, però anche quelli potrebbero essere in parte limitati con la pattuglia presente, che da un lato fa desistere i giovani, e non solo i giovani, da tenere comportamenti scorretti dal punto di vista codice della strada, ma permette di controllare il territorio, che non è una cosa di poco conto e che abbiamo perso purtroppo. Però, avvocato, noi abbiamo visto proprio in questi giorni, si parlava prima anche con lei, che da una parte qualcuno ha veramente detto basta, questi autovelox non sono a norma, vanno tolti, però da un'altra parte qualche altro giudice ha detto invece che bisogna ripristinarli. Allora noi veramente siamo nella confusione totale, ma allora o sì o no, ma perché c'è sempre questo grigio di mezzo che non sai mai bene cosa succederà, avvocato? Purtroppo quello che manca è il senso di responsabilità. Ecco, anche non so, il dipendente dell'ente che sbaglia manda alla stessa famiglia il verbale, una contravvenzione che magari ha già pagato, tanto sa che lui non risponde, non c'è responsabilità. Così adesso nel caso della Cassazione, già da anni la Cassazione aveva chiarito il principio e qualcuno lo interpretava a modo suo, faceva giustizia a modo suo. Adesso, alla luce di questa sentenza, che la Cassazione si è preoccupata di scrivere pagine per spiegare qual è quello che la dice la norma, che poi la norma è chiarissima, 142, purtroppo ci sarà, temo ancora, qualcuno che minerà la situazione, andrà avanti con la sua interpretazione e chiaramente costringe l'automobilista a fare appello, a fare il ricorso per la Cassazione. Tutti questi sono dei costi che purtroppo deve sopportare. Questo è il nostro sistema. Allora sentiamo, visto che è appena tornato dal Marocco Andrea Dan, come funziona in Marocco, Andrea Dan? È così tutto semplice come qua, tanto chi se ne frega, faccio quello che voglio? Ecco, lì abbiamo una cosa appena anticipata da voi che l'Italia ha tanto da imparare, il controllo sulle strade. In ogni provincia, in ogni città marocchina ci sono in tutte le strade provinciali, in tutte le strade statali, posti di blocco 24 ore su 7. Ogni auto che deve entrare in città si deve fermare, si deve capire chi è nell'auto e può entrare nella città. E questo potrebbe essere, se fatto anche in Italia, e chiedo la militarizzazione delle nostre infrastrutture, mettiamo fuori tutti i militari nelle strade, possiamo diminuire questa carneficina stradale, ma anche andare a capire, diminuire anche la microcriminalità, la criminalità che abbiamo, perché si inizia a controllare non solamente con il target system, ma direttamente i veicoli, chi entra nelle città. Ecco, io avevo anche un altro piccolo tema, anzi fondamentale, soprattutto ora nella parte primavera estiva, che sono la prima causa di morte, soprattutto dei giovani, che sono i motociclisti. In questa ultima settimana c'è proprio macello stradale, tanto per dire anche il nostro trevigiano Pitergino ieri tra Caorle e Stino contro un platano, mi sembra molto grave. Ieri a Cosentino 3 moto contro un veicolo, 2 ambulanze, 2 eliambulanze, un morto e 2 feriti gravi, un 18enne morto ieri in Sardegna. Questa notte è mancato un ragazzo di 25 anni a Bologna, sempre con la moto. Abbiamo un altro 50enne a Torino. Solamente negli ultimi 10 giorni abbiamo 40-50 ragazzi tetraplegici dovuti all'incidente mortale. Serve assolutamente che il politico, e visto che ho sentito prima che i cittadini hanno poco interesse, figuriamoci se i politici avrebbero di questo interesse, di portare avanti un emendamento di
obbligo dell'airbag per quanto riguarda i motociclisti. Questo perché? Perché usare il casco, il peso del casco in ogni incidente stradale contro la macchina, contro un platano, ci si spezza la spina dorsale. Per cui io delle volte preferisco che una moto non abbia il casco, perché con il peso abbiamo una vittima sicura. Per cui invito quanto prima, invito il vostro studio anche di poter arrivare a qualche senatore, di poter portare avanti tutto il legislativo. Le spiego subito che dopo il giugno, perché io sono in par condicio, sono così felice, perché sa, poi le promesse sono le promesse da marinaio per qualcuno, e in questo studio voglio serietà e non voglio promesse da marinaio, perché sono felice, io sono in par condicio e fino a giugno politici in questa trasmissione non ne vedrete di sicuro, perché è anche giusto così. Allora, quello però che a questo momento devo fare è la pubblicità. Mi dicono pubblicità. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Grazie. Ecco, signora Mirella, approfitto che c'è l'avvocato in studio. Sai il mio problema qual è? Che quanti anni ormai che telefono a lei per i tabelloni elettorali e ieri ho fatto un giro in macchina, li ho visti rifiorire dappertutto. Si immagini che un comune piccolo come il mio di 4.000 abitanti, che è formato da tre punti dove si va a votare, tra il montaggio e il smontaggio, e il comune costa 3.000 euro. Si moltiplichi per tutta Italia. Signora Mirella, lei è testimone, quanti anni è quando gli politici io chiamo sempre e non si fa niente, perché rimangono perennemente vuoti, sulle città li mettono a destra e a sinistra che sono quasi un pericolo. Quel giorno volti che c'erano tutti i social, TikTok, giornali, televisioni e tutto andava bene. Mirella 40 anni fa, che non c'era solo una volta alla settimana tribuna politica e qualcuno c'era. Si immagini, io non riesco a capire come mai non si riduce questa spesa. Ecco, avvocato, volevo un parere da lei, se ha mai sentito questa mia esternazione e se è d'accordo. Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco Valeri. Allora io vorrei chiedere anche all'avvocato e anche a Patrizia Pisi e Dan strade, regole, come cambia il nuovo codice, i 18enni possono guidare auto più potenti, perfetto, sanzioni più salate per divieti di sosta, alcol sui mezzi. Ma non so, il codice, uno che non riesco a capire se si va avanti così, avvocato. E rispondiamo anche a Gianfranco, sì, questo è il nuovo codice, se lo spieghi avvocato. Sì, allora volevo prima rispondere sì, alla domanda. Ecco, sono perfettamente d'accordo con la persona che ha parlato adesso. Effettivamente, oltre al fatto che il problema dei cartelli sulle strade, ecco, costituisce anche una fonte di pericolo. In altri paesi, per esempio mi viene in mente la Spagna, i cartelli sulle strade sono limitati al minimo proprio per non distrarre l'automobilista, mentre se noi verifichiamo sulle nostre strade ci sono cartelli stradali o di propaganda politica o magari di pubblicità, magari anche certe volte con certe immagini un po' particolari, la ragazza o il ragazzo, e possono distrarre. Quindi una politica di attenzione al codice della strada e alla prevenzione di infortuni, di incidenti stradali, anche quello è una materia che in alcuni paesi hanno regolamentato, quando a noi invece in campagna elettorale è permesso tutto. Ecco, poi il discorso dei costi non ne parliamo, anche là è un'assurdità, costi assurdi in un paese dove si dice sempre che mancano mezzi per le cose più importanti, però in questi casi qua i denari si trovano purtroppo. Nuovo codice della strada. Io quando ero più giovane studiavo anche i progetti di riforma. Dopodiché ho imparato a non farlo, perché fra quello che si legge e poi quello che ne esce, molte volte addirittura abbiamo norme contrarie a quelle che erano state propagate. Si parla di un aumento delle sanzioni e là si sa c'è bisogno di incassare anche. C'è un aumento anche delle sanzioni e delle norme in materia di patenti e là trova anche una giustificazione.
però il tutto è inserito un po' in maniera farraginosa, dico io. Poi c'è un problema a parte per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. Qui è un discorso tecnico che vado male a spiegare. Comunque, in parole povere, una persona che assume sostanza magari la domenica a casa, che lo può fare liberamente, la legge lo consente, la traccia di questa assunzione permane nel tempo. Se nei giorni o nelle settimane successive subisce un controllo, rischia il ritiro della patente, anche se non c'è stata alterazione dovuta all'uso della sostanza. Parole povere, oggi come oggi, se uno assume sostanza e si mette alla guida, giustamente è sanzionato, mentre la persona che si assume una sostanza e a distanza di 10 giorni rimane solo la traccia, un domani rischierebbe il ritiro della patente. Quindi questo è un problema non di poco conto. Bisogna vedere se le commissioni parlamentari daranno nulla osta all'approvazione di questo tipo di queste modifiche. Allora, capiamo bene, perché sono sicura che a casa tante cose non le sapete. Allora, le novità, come ha detto e ha spiegato l'avvocato, diverse le novità introdotte dal nuovo codice della strada, a iniziare dalle restrizioni previste per la guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. A seconda dei livelli di alcol registrati dall'alcol test, all'automobilista può essere imposto di astenersi dal bere prima di mettersi alla guida per 3 anni, mentre le multe possono aumentare fino al 33%, senza contare che chi si troverà in questa situazione dovrà installare a proprie spese l'Alcol Look, il dispositivo connesso al sistema di avviamento del mezzo in grado di registrare il tasso alcolemico del guidatore. Previsto anche l'aggravante dell'incidente stradale causato da abbandono di animali per strada, e chi guida usando il telefonino, oltre alla sottrazione dei punti, rischia di rimanere senza patente da 1 a 7 giorni o da 7 a 15 a seconda dei punti residui. Ma Pisi, Patrizia, come? Cioè, rileggiamo, rischia di rimanere senza patente da 1 a 7 giorni o da 7 a 15 a seconda dei punti residui. Ma sono folli, cioè, io non so, ma cosa applicano? Pisi, cosa dice lei? Sono scioccata, ci sono luci e ombre su questo nuovo codice della strada purtroppo, perché ci aspettavamo molto, ma molto di più dal ministro Salvini. Io sono stata, lo sa che io sono stata invitata un anno fa a marzo nel 2023 proprio per portare i nuovi programmi, le nuove proposte al ministro perché le sottoponesse ai suoi specialisti e che poi finalmente veniva fuori questo codice della strada nuovo. Ma come si fa a portare via un telefonino dai 7 giorni? Ma che discorsi sono? Tu guidi con il telefonino in mano, io te lo sequestro, basta, poi se ne parlerà di quando te lo darò indietro. E comunque, Mirella, io sono d'accordissimo con il signor Dan per le pattuglie sulla strada, perché purtroppo ci vogliono solo le pattuglie, le divise. Io sono anni che chiedo le divise sulla strada e non lo fanno, perché le telecamere non servono a niente, purtroppo, a niente. Sentiamo Dan e poi passiamo dall'avvocato perché sta ora è già volata. Prego Dan. Allora, 2 parole solo sul nuovo codice della strada. È meglio più che nulla. Il nuovo codice della strada è stato rimandato di 7-8 mesi perché c'erano 800 emendamenti. Se vengono fatti ulteriori centinaia di emendamenti al Senato, significa che il nuovo codice della strada non viene approvato al Senato ma deve tornare di nuovo alla Camera, per cui passerà un anno intero prima di avere il nuovo codice della strada. Io anzi dico, chiudiamo gli occhi che questo nuovo codice della strada venga votato senza cambiato subito dal Senato, che almeno un qualcosa faccia, però dobbiamo anche, anzi colgo l'occasione anche per domanda all'avvocato, cosa possiamo fare, soprattutto anche qui a Treviso, dove l'anno scorso a giugno per mezzo di Target System, Polizia Locale di Treviso, in un giorno sono stati beccati 10.000
premetto 10.000 veicoli privi di assicurazione, privi di revisione, e in questo anno ne sono stati fermati, sequestrati 2 soli, una Follina mi sembra e un altro. Come possiamo fermare queste migliaia di veicoli in Treviso senza assicurazione e senza revisione? Prego, Avvocato Capraro. Ma io premetto che ritengo che in questo paese leggi ce ne siano anche troppe. Quello che mancano sono i controlli. Già con le norme attuali io le trovo abbastanza severe. Ecco, ritiro patente, abbiamo sospensione per da 1, 2, 3 anni. Mancano i controlli, è inutile fare le leggi e rimangono lì. Ricordate all'epoca le grida manzoniane? Non ha senso. Mettiamo gli agenti sulla strada, facciamoli uscire, riduciamo le scorte, mettiamo solamente una presenza simbolica alle manifestazioni pubbliche degli agenti, mettiamoli sulla strada, così si salvano gli esseri umani e si evita che girino vetture, che poi anche là non capisco, ci sono delle vetture che risalgono al 1800 e uno le vede circolare, oppure non so se capita anche a voi, moto che fanno un rumore immenso e nessuno le ferma. Ma perché? Perché mancano i controlli. Quindi io più che al nuovo codice della strada mirerei invece a più agenti sulla strada per salvare vite umane. Ecco. Poi per il codice io sentivo che ci sono discussioni, non è detto che sia prossimo da venire, ci sono mille opinioni diverse anche in seno alle commissioni, fra chi vorrebbe norme più severe, chi dice che le norme ci sono già, quindi non occorre accentuarle, i comuni magari che mirano a fare un maggior aumento di cassa. Ecco, io dico le leggi ci sono già, è un paese in cui abbiamo anche troppe leggi. Se andiamo a vedere solamente le norme penitenziarie, io mi domando com'è possibile un suicidio in Italia, quando le norme prevedono, cioè una cosa incredibile, giustissima, ma poi nella pratica non è così. Quindi io dico, lasciamo perdere le aspettative sul nuovo codice, pretendiamo che almeno venga rispettato questo, che vengano fatti i controlli sul territorio e i controlli per evitare che questi ragazzi muoiano come mosche. Ma scusi, Avvocato Capraro, ma è così difficile mettere tasso zero per chi guida? Lo fanno anche in Europa, siamo o non siamo in Europa? Perché non si può mettere il tasso zero per chi guida, niente alcol? Guarda, io ci ho fatto un libro sull'etilometro, ecco, premesso che il tasso zero di per sé tecnicamente non esiste, perché anche uno che va al ristorante e non beve vino, se poco si fa un'insalata con un po' di aceto, c'è già l'alcol. Quindi io non dico questo, però si può fare in maniera di fare i controlli, questo domando io, perché io vedo casi che mi vengono in studio e mi domando com'è possibile che gente viaggi con certe quantità di alcol in corpo e nessuno li abbia mai, non so se avete mai visto anche persone trovate che per 20 anni viaggiavano senza patente. Com'è possibile? Vuol dire che non ci sono i controlli? Tasso zero, visto che c'è in altre e visto che siamo il paese dei furbetti, Avvocato, mi scusa, un conto se mette l'aceto sull'insalata, un conto è bere, che è un'altra cosa, comunque, anche perché siamo il regno del vino. No, nessuno lo dice, noi condanniamo la droga, però si può bere, bere. Fino a 0,5, fino a 0,5. Ecco, ma si può bere fino a 0,5. Sono 2 bicchieri. Patrizia Pisi, allora lei cosa ne pensa? Sono d'accordo, Mirella. Purtroppo si beve, siamo nel regno del vino, come ha detto lei, purtroppo guardi il Vinitaly. Ma sì, ma cosa vuole? Si beve, fanno i furbetti, fanno altre strade, hanno le app addirittura adesso sui telefonini per vedere dove ci sono i controlli, che tanto i controlli non esistono. Io sono d'accordo con l'avvocato, mettiamo le divise sulla strada, perché è l'unico deterrente che abbiamo per cercare di diminuire questa violenza e questa mattanza, perché è una mattanza. A Verona in un mese e mezzo sono morti 9 ragazzi su motocicli, ma è una cosa impressionante. Va a finire che quest'anno, anche perché adesso arriva la bella stagione, quindi tutti prendono la moto, il motociclo, il motoscooter, e cosa facciamo? E continuiamo a stare a guardare senza fare niente. Io ho sempre detto o bevi o guidi, Mirella, o bevi o guidi. Non è difficile. L'unica cosa che sono stata contenta in una scuola dove io faccio da tanti anni sicurezza stradale, una ragazza mi ha scritto su Facebook e mi ha detto: sa signora Patrizia, adesso cosa facciamo io e le mie amiche? Ci mettiamo d'accordo, noi beviamo e magari una ragazza che non beve guida. Così si fa, cioè
cerchiamo di rispettare le regole, non è difficile, ma veramente cerchiamo di ridurre questa mattanza sulle strade, perché non ne veniamo fuori in nessuna maniera. Il codice della strada sarà quello che sarà, ma intanto mettiamoci nella testa che o bevi o guidi innanzitutto, perché io capisco l'insalata, avvocato, mi perdoni, però insomma a un certo punto se c'è una regola bisogna rispettarla, non è così difficile. No, noi invece qua premiamo chi beve, addirittura c'era la proposta anche con i soldi del governo di portarli a casa, di andarli a prendere e di portarli a casa. No, perché qui le pensiamo tutte, pur di bere, pur di lasciar bere, che facciano quello che vogliono. Li bevi pure che poi ti portano a casa, ma con i soldi di quello che ha bevuto, non con i nostri soldi. Ma dai, ma non le sembra che qui in questo paese veramente ne sentiamo di tutti i colori? Ma non è che ne sentiamo solamente di tutti i colori. Io ricordo dei platani che tagliavano la strada ancora nei lontani anni 2000. E ricordo le nostre battaglie per spiegare che non erano i platani che si muovevano, bensì era l'alcol alla strada. Però io volevo toccare anche un altro tema che è molto pericoloso negli ultimi 2 anni, vedendo le statistiche, diciamo, di questi incidenti stradali. A parte che auto che vengono usate, perché ci sono che vanno a acquistare un'auto da 800 euro, da 1000 euro, e dove all'interno altro che alcol, del controllo dell'alcol, vorrei vedere anche le ruote, come, e le patenti facili fatte all'estero da gente immigrata italiana che torna nei loro paesi madri per fare patenti e tornano in Italia cambiando la nostra legge, mettendo la patente italiana. Quanta gente indiana, Bangladesh, marocchina, romena, albanese va nel loro paese, si fanno neanche una guida, 2 guide, vengono qui da patente e la motorizzazione civile e l'ACI e le autoscuole. Perché non iniziamo a sentire queste istituzioni che troppo facilmente lasciano la patente a questi? E se andiamo a vedere la maggior parte degli incidenti ultimamente, i 3 indiani a Fontanelle, non so se voi ricordate, i vari romeni, i vari kosovari, sono partecipi di queste tragedie. Dobbiamo iniziare a fare anche scuola con le associazioni in loro lingue. Diventa pian piano il cambiamento del popolo, diciamo, in Italia, però la maggior parte degli incidenti sono dovuti anche avendo un veicolo non adeguato. Sentiamo come concludiamo con l'avvocato Fabio Capraro, l'avvocato che sta cercando anche lui, anche un po' imbarazzato a volte, perché come fai, visto che ci potrebbero essere applicate queste leggi ed avere un po' più sicurezza, ma qualcuno impedisce. Abbiamo fatto tanti nomi questa mattina, ma anche delle volte anche le forze dell'ordine che non si comportano nella maniera che dovrebbero comportarsi. Sono degli esempi pessimi e negativi, avvocato, anche per il mondo dei giovani. Questo mondo, non tutto, ma una buona parte, abbiamo visto invece quanti bravi giovani ci sono, abbiamo visto dal Papa ieri a Venezia, e questo è un bellissimo esempio. Però noi dobbiamo parlare a quelli che non si comportano bene. Ecco, questi esempi, ma se lo fa lui, è uno delle forze dell'ordine, posso farlo benissimo anch'io, beve lui, bevo anch'io, e sono messaggi devastanti. Avvocato, lei cosa ne pensa? Sì, ho capito a chi si riferisce perfettamente. Sì, premesso che io ero l'avvocato, quindi ho una certa ottica, e voglio dire, sì, comunque è stato punito e ancora oggi non ha finito di soffrire sotto un certo profilo, perché sta rischiando adesso il posto di lavoro, ha un procedimento in piedi per... È stato ucciso un ragazzo, ricordiamo. Sì, certo, no, per l'amore del cielo, però ricordiamoci anche che quando uno smette la divisa, purtroppo, per fortuna, vive nella nostra società, quindi partecipa a eventi, e purtroppo il ragazzo giovane magari può essere che abbia esagerato magari nell'assunzione di sostanze alcoliche. Però, ripeto, sono anche loro esseri umani, cioè non si possono vittimizzare, pretendere l'impossibile. Ma l'esempio, siamo sempre là, allora il governo non dà l'esempio, il Parlamento non dà l'esempio, allora, qualcuno delle forze dell'ordine, non solo, ma in generale vediamo delle cose anche all'interno dei carceri, questi pestaggi incredibili, avvocato, perché cioè sono messaggi che passano, e vediamo una violenza nei giovani, una violenza talmente preoccupante, per fortuna che sono pochi rispetto a quelli, ripeto,
rispetto, perché io lo dico sempre che si comportano bene, ma comincia a preoccupare questa violenza, perché tanto gli esempi sono al massimo della negatività. Tanto qual è il problema? Ma qual è il problema se le leggi non vengono applicate? Non fanno un giorno di carcere, avvocato, hanno tolto la vita e non fanno un giorno di carcere. Ho avuto Antonia Nardi sabato in trasmissione, che è stato ucciso il cognato sotto questo che guidava sotto sostanze stupefacenti, l'ha detto chiaramente Antonia, eppure né un giorno di carcere, continua a lavorare, a guidare. Ma allora cosa sta succedendo? Vedi, allora il discorso mio, ha più senso mettere agenti sulla strada e controllare il territorio, perché oggi come oggi è quasi più facile recuperare la sostanza stupefacente che non magari trovare un pacchetto di sigarette. È quello l'assurdità, che si sta sfuggendo tutto, ma questo è un problema di natura generale, di natura politica, cioè il controllo del territorio. Col controllo del territorio evitiamo morti, certo c'è da dire una cosa onestamente, che il controllo del territorio, mettere gli agenti sulla strada non porta soldi nelle casse degli enti, questo va detto, anzi è un costo. Allora bisogna ragionare, è un costo evitare, i morti hanno un costo anche per la società, quindi se vogliamo ragionare sotto il profilo economico è un minor costo mettere gli agenti sulla strada che non mettere le macchinette che fanno incasso, questo dico io. Sì, ma il problema è che anche su manifestazioni molto importanti dove si beve, si sa che si beve, i controlli non si vedono, avvocato, chissà come mai, perché il business in Italia regna sovrano, va sopra anche la nostra, ma chi se ne frega di te? Io devo vedere il business sul cemento, business sull'alcol, business dappertutto, perché funziona così il nostro paese, paese dei furbetti, chi è più furbo più la vince. Qual è il problema? Patrizia Pisi, come ci saluta? Allora, io intanto vi saluto, sono sempre veramente felice, Mirella, quando lei mi invita, e volevo dirle questo. Noi abbiamo un progetto molto bello che adesso abbiamo mandato alle amministrazioni. Vogliamo mettere una stele in ricordo di tutte le vittime della strada e stiamo cercando una rotonda nell'amministrazione di Verona, in provincia di Verona, appunto per fare questa bella, per ricordare tutte le vittime della strada. E comunque ricordiamoci che anch'io ho un figlio al cimitero per una persona che era altamente ubriaca e non ha fatto un giorno di carcere. Avvocato, fare un giorno di carcere, ma anche una settimana, uno si rende conto di quello che ha fatto, perché se no così, mandando in galera, non sanno quello che hanno fatto. Io vi saluto, vi ringrazio sempre tantissimo per avermi invitato e stiamo tutti attenti sulla strada. Grazie a Patrizia Pisi, vicepresidente Associazione Vittime Incidenti Stradali e Malasanità. Andrea Dan, come ci saluta? Che appello? Io saluto molto velocemente mandando un urgente invito agli amministrazioni locali, Godega, Sanfior, Autovie, quell'incrocio lì pericolosissimo della bretella A28, non aspettiamo un'altra vittima per fare... Fate un obbligo di girare dallo stop a destra, fate qualcosa, ma quell'incrocio deve essere messo a posto. Prima cosa. Ultima cosa, certezza della pena. Io in Marocco vado giù, ritorno giù perché sto facendo questa mia visite umanitarie con dei ragazzi anche disabili e da lì vedo la pena certa. Cosa significa la pena certa? Se uno sbaglia deve pagare. Esiste il carcere? Mettiamoli in carcere. Grazie anche a Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuele Sicurezza Stradale. Avvocato, a lei la chiusura. Sì, ecco la chiusura. Io concordo con quello che è stato detto, cioè la pena certa e poi, per l'amore del cielo, anche qualche giorno di carcere, però ricordiamoci le proporzioni, cioè non possiamo far fare il carcere magari 2 anni, 3 anni a una persona che... per aver assunto delle sostanze alcoliche uccide una persona, poi abbiamo persone che uccidono 1 o 2 persone volontariamente e dopo pochi giorni li vediamo girare per la strada. Cioè deve esserci una proporzione nella pena, cioè non si può punire un ladro più di uno che ha fatto una rapina e ha ucciso una persona. In questo paese abbiamo perso ormai la dimensione delle proporzioni, questo dico io. Quindi più controlli sulla strada, meno leggi, che ce ne sono anche troppe, sarebbero da togliere, e meno ipocrisia. E più certezza della pena che deve arrivare. Grazie anche all'avvocato Fabio Capraro. Pubblicità.
posto meraviglioso. Oggi siamo qui alle scuole di Colalto con Dio ti salvi Perin, questo imprenditore che fa a capo del Comitato Imprenditori Veneti, che oltre ad abitare in questo luogo magico, voi non avete idea della bellezza di questo luogo, molti lo conosceranno perché il castello di Colalto è famosissimo, penso sia uno dei più belli d'Italia, ma soprattutto la passione che muove questo imprenditore per cercare di far scoprire le radici, che sono la nostra storia, la storia del Veneto. Allora, Dio ti salvi Perin, perché siamo qui oggi e cosa c'è da vedere oggi? Allora, oggi c'è da vedere una mostra. Noi quasi ogni anno dal secolo scorso facciamo dei percorsi sulle orme della Grande Guerra, quindi questa era una zona teatro di guerra e Colalto nel 1918, quindi noi italiani abbiamo sparato migliaia di bombe nell'anno di guerra e l'abbiamo ridotto così praticamente tutti i buchi ogni centimetro. Questa è la situazione di Colalto al tempo. E quindi facciamo questi percorsi e qui ci sono decine di chilometri di trincee, gallerie, voi non vedete ma noi abbiamo le mappature da Vienna e sappiamo più o meno come muoverci, ecco, voglio dire, quindi ci sono buchi dappertutto e opere da ricordare, quindi dove partivano quei palloni presostatici, il comando su appunto la zona Col di Guardia e così via. Quindi grazie ai nostri amici che abbiamo qui, Raffaele, facciamo questi percorsi col gruppo Festeggiamenti Colalto. E saluto il professor Antonio Feletti, insegnante e ricercatore storico, che è qui con noi questa mattina per far capire l'importanza della storia, delle radici, la Grande Guerra. Saluto anche l'avvocato Luigi Fadalti. Grazie avvocato anche lei di essere qui, perché anche voi state cercando di portare a casa, vincendo le battaglie e vincere la guerra, con queste persone che sperano molto sull'esito della giustizia, ma come abbiamo sentito anche prima con l'avvocato Capraro, molti punti di domanda. Grazie anche a lei avvocato Fadalti. Allora io partirei proprio dal professor Feletti, la storia, le radici, queste distruzioni come lei veramente ha commentato intanto che andava il filmato, è una cosa incredibile quello che hanno fatto, però continuano, cioè la storia non ha insegnato niente. No. Prego professore. Sì, questo è vero, lo vediamo proprio l'invasione che è stata fatta dai russi, che è una cosa che appena ho sentito la notizia sono rimasto allibito, ma dico, ma com'è possibile che con la storia che abbiamo avuto sia successo anche questo? Però appunto la storia evidentemente non insegna abbastanza, ecco perché tutti conoscono gli eventi, però dopo non danno peso eccessivo, si ripetono gli errori, perché quando si è dentro in certe situazioni si vede che si perde il ben dell'intelletto e si fanno cose incredibili che il tempo poi farà capire. Io dirò, ma cosa diranno di questa, tra qualche anno i discendenti qua che si troveranno appunto a dire, ma com'è possibile che sia successo questo? Perché forse non ce ne rendiamo bene neanche conto neanche noi per il momento, perché sono cose talmente fuori dal buon senso, dalla logica, e nascono queste invidie, questo desiderio di grandezza, non so che io... Ecco, quindi è anche l'altra guerra che stanno combattendo in Palestina, con la Giordania, insomma, stanno coinvolgendo... le guerre a macchia di leopardo, professore, sì, non è che ne abbiamo una o due, ne abbiamo, no, appunto, sì, come dice ce Papa ne sono Francesco, tante anche... ne abbiamo, non ne parliamo di quelle più lontane, parliamo sempre di quelle più vicine, certo, ma ce ne sono. Sì. Allora, avvocato Fadalti, anche lei sta cercando anche di vincere queste guerre, lei sta con le persone che si rivolgono a lei, questi familiari che cercano giustizia, questa certezza della pena che non arriva. Nessuno vuole cercare di portare avanti la certezza della pena. Ma cosa sta succedendo secondo lei, avvocato? Lei che ha toccato con mano varie realtà, varie battaglie per vincere la guerra, furti, non furti, omicidi, suicidi, chi ne ha più ne metta, perciò parliamo con qualcuno che sa di cosa si parla, quella certezza della pena che non c'è. Prego avvocato Fadalti. Mi spiace dirle che io sono
in disaccordo con le sue affermazioni, nel senso che sicuramente l'esercizio della giustizia, e non mi piace usare la parola guerra che trovo assolutamente inadeguata, è estremamente difficile, perché è un fatto umano e quindi, come tutti i fatti umani, sono oggetto di apprezzamenti diversi, ma che si arrivi a dei risultati mi pare difficile da negare. I problemi maggiori, se proprio vogliamo essere molto concreti, riguardano l'amministrazione della giustizia civile assai più di quella penale. Voglio ricordare a tal proposito, per esempio, che in Italia ci sono circa 60.000 detenuti, cioè grosso modo un detenuto per ogni 1.000 abitanti, che non è pochissimo, è una percentuale elevata, tra le più elevate, e di qui anche i problemi inerenti all'applicazione della sanzione, che non può essere esclusivamente una misura di ordine restrittivo e a maggior ragione carcerario. Ecco, però quando si affronta questo tema, che è un tema difficile, ci si deve anche calare in una realtà che è ancora più complicata, che è quella di una società che è una società in continua evoluzione, che si è trasformata in tempi rapidissimi da una realtà, come dire, rurale, in alcune situazioni addirittura pastorale, e che ha assunto delle dimensioni e un'accelerazione continua che è praticamente quotidiana. Quindi ci si deve interrogare sul tipo di reazione, o meglio, più che di reazione è una brutta parola perché che fa pensare a una sorta di recriminazione per un torto subito, a un tipo di tutela, di cautela del vivere civile, che deve essere, a mio avviso, innanzitutto ispirato ai principi fondamentali, non voglio ricordare la libertà, uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese del 1789, ma più semplicemente l'articolo 3 della vigente Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ora, leggere di razza oggi appare effettivamente singolare, ma ci si deve anche ricordare come in allora si uscisse dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla persecuzione non soltanto e dallo sterminio non soltanto degli ebrei, ma anche degli zingari, dei testimoni di Geova, dei dissidenti politici. Vi furono addirittura 200.000 massoni ristretti nei campi di sterminio. Quindi tutto non può trasformarsi, ecco, l'esigenza di giustizia, di avere giustizia e di essere riconosciuti nelle proprie ragioni, non può trasformarsi in un concetto di vendetta. Ecco, questa è come vedo io il mondo e quello che deve essere la certezza della pena, che deve essere una pena veloce, cioè la pena deve intervenire in un tempo ragionevole rispetto alla commissione del fatto, perché non si può sanzionare un individuo a distanza di molti anni quando, come accade, ha cambiato il proprio modo di vedere la vita, ha magari realizzato una famiglia propria, cioè è diventata una persona diversa. Allora, è vero quello che lei ha detto, perché io leggo la Costituzione tutti i sabati e perciò è stato letto quello che lei ha detto, questo articolo, che la legge è uguale per tutti. Però tra il dire e il fare, caro avvocato, c'è di mezzo il mare. Ecco, qui siamo in un paese che lei lo sa benissimo, che chi ha la possibilità di avere anche grossi avvocati, ecco, riesce a non fare un giorno di carcere. I soldi aiutano e aiutano anche le amicizie. È un paese così, inutile che ce la giriamo, perché funziona così, avvocato, e lei lo sa benissimo. Sentiamo anche cosa ne pensa Antonio da Padova. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io volevo domandare, per quanto riguarda la guerra, perché nascono le guerre? Però io devo anche dire la verità. Noi siamo controllati dagli americani, perché noi comunque abbiamo 120 basi americane. Io non sono contro gli americani, per carità, guarda, anzi, ma perché l'Italia non è ancora libera? Cioè, è 80 anni che la guerra è finita. Perché non siamo ancora liberi di poter scegliere stare con la NATO, stare indipendenti, stare con chi vuoi? Per quale motivo che ci sono queste guerre?
e io vado a riguardare il passato è che il mondo era diviso in due, però una parte del mondo ha iniziato a invadere e ha iniziato a portarsi fino ai confini della Russia. E io so benissimo che se tu vai a provocare l'orso poi non sta fermo e si arrabbia. Ma allora noi occidentali, penso io, per quale motivo abbiamo accettato questo sistema che ancora una volta la NATO doveva sparire? Perché quando si è sciolto il patto di Varsavia anche la NATO doveva sparire. Invece la NATO è sorta per contrastare la Russia. Quindi la guerra non è finita. La guerra non è mai finita e sono convinto che non finirà mai finché le due potenze, Russia e America, non si parificano uguali, perché comunque anche la Russia ha vinto la guerra e non vedo il motivo per quale motivo che tutti quanti sono contro la Russia. La Russia è aggressiva. A me mi sembra di no, perché è la NATO che fino a questi ultimi anni ha aggredito tanti paesi, la Libia, la Jugoslavia, l'Iraq, la Siria, lo Yemen, qui là. Cioè, io vorrei capire, l'Occidente dovrebbe svegliarsi un po' e dire no, basta, noi vogliamo che ci sia la parità. Russia e America devono essere pari, non che una deve sopravvivere sull'altra. Questo è il mio pensiero, poi magari mi sbaglierò. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito la riflessione di Antonio da Padova, adesso andiamo a vedere questa corona di alloro, appunto portata da Perin, l'assessore al sociale e alla cultura di Susegana. Andiamo a vedere e poi commentiamo col professore Felletti. Stiamo posizionando questa corona d'alloro, siamo sulle orme della Grande Guerra, eccola qua. Allora, Assessore, perché questa corona d'alloro? Prego. È una corona importantissima perché è a ricordo di tutti i morti di tutte le guerre. Guerre purtroppo continuano ad essercene, speriamo finisca questa ecatombe. E questa corona sta proprio a ricordare questo, queste vittime che purtroppo ci hanno lasciato a causa dei conflitti umani. Perciò oggi è proprio un giorno da ricordare queste figure che veramente non ci sono più, però per la patria assolutamente hanno dato la loro vita. Pensate che ricordo importante stiamo facendo, forse qualcuno non si ricorda più, noi invece vogliamo che qualcuno ricordi. Grazie Assessore, grazie, Dio ti salvi e grazie anche a voi di essere qui. Allora, professor Felletti, qualcuno non si ricorda più, mi sa che sono in molti che non si ricordano più, vediamo anche quello il 7 aprile, questi bombardamenti, se non vai a prendere tu qualche ragazzo dalle scuole non è che vediamo tutti questi giovani che se sono qua e liberi è merito anche di queste persone che sono morte. Ma quanto importante è conoscere la storia, le radici del territorio, della propria storia? Perché si insegna così poco? Perché ho molti ragazzi che dicono sì, qualcosina, conforme, ma io non devo essere fortunato di avere quella scuola, quell'insegnante sensibile, io devo conoscere la mia storia. Prego, professore. È vero questo, perché volumi, per esempio qui Perin ne ha fatto addirittura 4 volumi sul temi della guerra. Facciamo anche vedere, prego professore. E li ha documentati in maniera eccezionale, perché è andato a trovare foto di archivi dell'archivio di Vienna dove ci sono tutte le foto fatte appunto prima dell'inizio dei bombardamenti del nuovo campo di battaglia dopo Caporetto. E appunto sono proseguiti fino al termine della guerra, insomma. E lì sono state delle distruzioni immani, perché cose, sì, pur avendo armamenti anche, sì, non come gli ultimi che sono addirittura terra bruciata ovunque, però qui sono delle documentazioni che se uno le guarda rimane proprio frastornato, allibito, dico ma guarda un po' cosa è successo. E appunto Perin si preoccupa non solo di aver scritto, si è preoccupato di trovare questi documenti e di aver scritto questi libri documentando in maniera esemplare, però
appunto organizza questi itinerari della Grande Guerra su quel campo di battaglia proprio che è stato il Collalto, il castello di Collalto, lungo il Piave, proprio era sulla linea del Piave, e appunto lì si vede percorrendo degli sentieri all'interno delle boscaglie, ci sono migliaia di punti interessanti dove, dal punto di vista di cosa è avvenuto in quel luogo. Dietro la collina, al riparo dalle bombe, sono state costruite delle grotte, c'era tutto l'apparato bellico e anche di sopravvivenza e anche l'ospedale, i comandi, le scorte di viveri, insomma dietro lì ed è interessantissimo andare a vedere come appunto era stata organizzata questa guerra e quali danni appunto anche ha fatto. Lì non se ne rende conto percorrendo le strade, perché certo, la boscaglia nasconde tutto, ma è pieno di caverne, di trincee, di camminamenti che sono proprio, anche la maggior parte sono dietro la linea, dietro l'affaccio che c'è sul Piave, perché appunto stando dietro non si poteva essere colpiti, però c'erano anche punti si vanno a visitare anche i punti quelli importanti che erano stati creati proprio per poter vedere. C'erano dei palloni aerostatici che si alzavano, no, a parte gli aeroplani. Per controllare il territorio. Sì, c'erano delle buche dietro, appunto, sempre a nord, diciamo, della collina, e da quelle buche ogni tanto uscivano e dopo si sentiva che c'erano aerei, sgonfiavano e sparivano subito, però appunto e lì ci sono state battaglie anche aeree in quella zona, chiaramente. C'è stato Francesco Baracca, che è famoso appunto, che era stato anche abbattuto sul Montello, sulla parte. Abbiamo anche la statua, abbiamo il ricordo di Francesco Baracca. Sì. Ecco, sì, ma io sul Montello vedo talmente poca gente, poche scuole, non so se chiediamo ai giovani chi essere lo sanno. Avvocato, ecco la storia, una storia importante anche del nostro territorio, una storia che vuol dire anche sicurezza, una storia che vuol dire anche carcere. Abbiamo visto questo Papa alla Giudecca, finalmente siamo riusciti a entrare su questo carcere che era tabù, non riuscivamo a entrare con le telecamere. Ho detto che forse Papa Francesco ha sentito il mio appello, perché dicevano che era un carcere che era un fiore all'occhiello in Europa. Ecco, ieri finalmente siamo riusciti a vedere, ma soprattutto la fragilità di queste donne che uno si pensa, Madonna, cosa hanno combinato, chi sono, cosa hanno fatto, e poi la fragilità, questo pianto, questa fragilità di fronte al Papa. Non so se lei l'ha vista, ha vissuto questa emozione del carcere all'interno della Giudecca, come l'ha letta, avvocato Fadalti? Ma io da non credente devo riconoscere che ho un grande apprezzamento per Papa Francesco, perché mi pare che trasmetta i valori più profondi della cristianità, il senso di umanità, il concetto di perdono, e che la visita che ha fatto al carcere sia estremamente significativa. Noi non possiamo neppure dimenticarci che per scelta il carcere rimane sempre una misura estrema, fondamentalmente è una sconfitta al vivere civile e alla pacifica convivenza. Le persone cambiano, non si può considerarle immutabili e le esperienze si fissano anche nella personalità e addirittura, secondo le teorie più avanzate, modificano il DNA. Che dire, mi pare che Papa Francesco abbia espresso il volto migliore della cristianità. Avvocato, lei è favorevole alle telecamere all'interno anche di questi carceri, di far vedere questi detenuti cosa fanno, con l'impegno che ci mettono anche per rialzarsi? Perché noi viviamo di etichette, uno spaccia e diventa un spacciatore anche se ha dato una sola bustina, uno fa un furto e diventa un ladro, noi etichettiamo molto. Cosa ne pensa, avvocato Fadalti? Io penso che
per definizione siano sbagliate, proprio in considerazione delle valutazioni che stavo facendo poc'anzi. Sempre la Costituzione repubblicana che abbiamo richiamato prima dice che all'articolo 27 che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, quindi contiene, in una frase brevissima, contiene 3 concetti fondamentali. Si tratta comunque di pena e quindi per definizione della privazione della libertà, che è il bene supremo dell'essere umano. Rieducazione nel senso che si tratta di riconvertire o di convertire a vivere civile persone che hanno sbagliato e che non hanno avuto piena consapevolezza dei diritti e dei doveri, e soprattutto ci dice che purtroppo coloro i quali scontano la pena e debbono essere rieducati sono comunque dei condannati, cioè arrivano a questo risultato in forza di una serie di decisioni dell'autorità giudiziaria che hanno portato a un determinato risultato, che non è detto che sia perfetto, perché è un'espressione della conoscenza umana e come tale per definizione imperfetta, ma questa frase icastica rende perfettamente quella che è l'obiettivo della sanzione penale. Molto chiaro, grazie Avvocato Fadalti. Allora sentiamo Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano. Ciao Mirella, sono tanto tempo che non ci sentiamo. Niente, ho tentato di telefonare prima per la solita cosa degli incidenti, no, dell'alcol. Va bene, niente, io Mirella saluto anche gli ospiti naturalmente, sono agnostico al 10.000%. Io ho sempre rispettato, tra parentesi, il Papa e i preti e tutto, no? Ma io penso che la visita del Papa oggi e i prossimi giorni a Venezia non cambia niente. I papi non hanno mai fermato una guerra, tra parentesi. La coscienza delle persone sempre, come sugli incidenti sulla strada, è la persona che deve avere la coscienza, è la famiglia che deve insegnare. Purtroppo, cosa vuoi che ti dica, è inutile che predicano. Bisogna insegnare ancora a scuola ai bambini la non violenza, tra parentesi. Dico una piccola cosa su quella signora che non faccio neanche il nome, quella che è andata perfino in Ungheria, no? E come fa a insegnare ai bambini, questa signora che fa la maestra, per esempio, i miei vecchi amici radicali, perché io ho mandato autista dell'autotreno nel 76, avevo 30 anni, ho mandato in Parlamento i radicali e questi andavano, quando c'era il comunismo, andavano a Mosca, a Praga, si incatenavano con un cartello contro il comunismo, venivano presi, caricati sull'aereo, mandati a casa. Questa è la non violenza, ma non possono parlare di Gandhi ai bambini di 15 anni, Gandhi, il Mahatma Gandhi, che ha liberato l'India dagli inglesi senza sparare un colpo lui. Vi saluto, buongiorno a tutti, buongiorno. Vedi Luciano, ognuno vede quello che vuol vedere, sente quello che vuol sentire. Io ho visto invece un Papa ieri che per la prima volta abbiamo visto i diversamente agili, come li chiamo io, poi non mi piace chiamare con la parola disabili, infatti il Papa l'ha usata molto poco, che hanno detto per la prima volta siamo noi protagonisti, per la prima volta noi fragili siamo in prima fila. Siamo davanti a questo Papa che ha capito la parola inclusione, infatti ha parlato di inclusione, inclusività, ha parlato di fragilità, ha parlato ai giovani e avete sentito le interviste, quali hanno detto, ha parlato molto semplicemente, è arrivato nei nostri cuori. Ecco, forse siamo noi che sbagliamo il linguaggio, Luciano, perché ognuno usa il linguaggio che vuole, conforme come è cresciuto, dove ha vissuto, cosa vuole dire, cosa vuole dare. Però capisci l'importanza di queste figure sempre all'ultimo posto,
davanti al Papa sono sempre in prima fila. Come ha detto l'avvocato Fadalti, uno può credere o non credere, però di fronte a questa figura, io ve l'ho detto, sono stata a Roma in Sala Nervi e la prima cosa che ho visto era tutte le fragilità davanti. Aveva tutte le persone in carrozzina, tutti gravemente ammalati, anche bambini con le loro famiglie. I primi posti erano tutti per loro. Capite l'importanza di capire la fragilità? Cosa ne pensa, avvocato Fadalti? Prego. E poi vediamo anche questa Giudecca, questo carcere. Prego. Così come siamo stati in disaccordo all'inizio di questa nostra conversazione, Mirella, sull'efficienza della giustizia, devo dire che sono invece perfettamente d'accordo con quest'ultima affermazione. Io credo che qualcuno dovrebbe leggere o rileggere, più spesso leggere De Civitate Dei di Sant'Agostino, perché imparerebbe moltissime cose sul senso della comprensione, del perdono e della capacità di rendere effettiva l'uguaglianza, che è un termine reale, non è una definizione virtuale, cioè l'uguaglianza è una cosa che non può restare sulla carta, non è semplicemente da essere proclamata, ma deve venire realizzata. Quindi laddove si creino delle situazioni di diversità, di difformità, debbono essere superate nell'accettazione dell'uguale diritto di ciascuno di noi di vivere degnamente. Sto facendo un salto generazionale e anche concettuale, senza voler mancare con questo di rispetto a Sant'Agostino. Inviterei a vedere un film, mi pare del 2018, che si intitolava Wonder. La protagonista era la stessa protagonista, adesso perdonatemi, io sui cognomi non sono fortissimo, di Pretty Woman, ma qui in una parte molto più seria, fin tra l'altro candidato all'Oscar. E lì insegnava in una scuola come si possa vivere esperienze di bullismo, in quel caso, ma come vi sia anche la capacità di reagire civilmente e di ristabilire una forma di equa convivenza. Ecco, quello che manca nei conflitti evidentemente è la convivenza non soltanto equa, ma anche la semplice convivenza. Senta, avvocato Fadalti, visto che ho anche la fortuna di averla ospite, la ringrazio, vorrei parlare anche di Baby Gang. Cosa ne pensa lei che vive la città, che vive il centro storico, che abita in città, studio in città, è uno dei pochi che non se n'è andato, l'avvocato Fadalti, lo dico perché so quanto ama il centro storico l'avvocato Fadalti, ma soprattutto questa capacità di far vedere una città che non è violenta. Io l'ho sempre detto, avremo delle zone, per carità dovremo stare anche con le antenne sempre molto alte, è vero, però non si può dire che Treviso sia una città violenta, ma ci sono questi piccoli gruppi. Io faccio dei percorsi, avvocato, col Ministro della Giustizia, sto facendo dei percorsi di recupero con questi ragazzi, che poi quando li prendi da solo sono come neve al sole, non sono più niente, crolla tutto. Ecco, come vede dal suo punto di vista anche come cittadino e come avvocato questa situazione, perché sembra che siano centinaia e centinaia, però qui pochi hanno in mano le forze dell'ordine, i sindaci, i cittadini. Prego, avvocato Fadalti. Io condivido l'affermazione che Treviso è fortunatamente rimane una città sicura, una città assolutamente vivibile. Quello che io so delle cosiddette baby gang è ciò che ho letto sul giornale o che ho visto in televisione. Vi sono alcune zone, purtroppo anche centrali, ma purtroppo è un'affermazione scorretta, vi sono alcune zone centrali della città che hanno avuto esperienze negative. Mi pare che l'intervento delle forze dell'ordine, la semplice presenza delle forze dell'ordine, abbia rappresentato un deterrente serio a fenomeni di questo genere. Nelle grandi città evidentemente la situazione è molto più complessa e molto più difficilmente gestibile. Penso che non si debba alimentare l'allarmismo e quindi la paura, che si debba, per quello che riguarda Treviso, considerare il dato obiettivo che comunque a qualsiasi ora del giorno e della notte si può girare tranquillamente. Certo, si verificheranno fenomeni delinquenziali, ma questi purtroppo sono inesorabilmente inerenti
alla società, sempre, a qualsiasi tipo di società e a qualsiasi epoca storica, ma credo che creare un clima di preoccupazione in una città come Treviso per questa sorta di fenomeni sia davvero fuori di luogo. Siamo in sintonia con l'avvocato, anche perché l'avvocato ha cercato di difendere la Mirella proprio con queste bande di teppisti, vero avvocato? Ce lo ricordiamo bene cosa sono riusciti a farmi, ma io volevo metterli alla prova e già allora erano minorenni, piccolissimi, con dei genitori che proteggevano e difendevano l'indifendibile. Si ricorda, avvocato, la storia è storia, non è che cambi molto a distanza. No, assolutamente, me lo ricordo bene, lei ha toccato un tasto dolente che è quello dei genitori, perché se il primo insegnamento non proviene dalla famiglia e aggiungo dalla scuola, a nulla serve tutto il resto, perché se quello che si viene colto nella famiglia prima e nella scuola, che si può essere prevaricatori e violenti, ovvero come si suol dire correntemente dei bulli, manca completamente il deterrente. Se la scuola non agisce quando viene a conoscenza di fenomeni di cosiddetto bullismo e lascia passare il tutto senza una sanzione, che per carità io non dico che debba essere la sanzione estrema, cioè non sono di quelli che sostengo che l'alunno va escluso, come si soleva dire un tempo, da tutte le scuole del regno, ma se per esempio vi sono atteggiamenti di stampo razzista che si traducono quindi in una sorta di persecuzione per alunni, compagni di classe diversi, e la scuola non reagisce, è un fatto gravissimo. Se nella famiglia si usano espressioni deterrenti, che non siano meramente scherzose, e si aizza all'odio, all'antipatia, e non si istruisce o non si ispira invece alla comprensione e al rispetto reciproco, è chiaro che si creano delle persone che sono inadatte a un vivere civile o che comunque creano delle situazioni di disturbo e di violenza. Ecco, questo io la vedo così, questo è il mio modo di vedere il mondo. Però non riusciamo a tirar fuori questi genitori che difendono l'indifendibile, questa è la verità. Io ho avuto un sindaco avvocato che ha detto, nonostante il video che facevo vedere suo figlio che stava compiendo un atto di vandalismo, continuava a dire quello non è mio figlio. Non è mio figlio. Cioè questo era un sindaco che raccontava qui davanti alle telecamere, e con queste persone, con questi genitori dove vuoi che andiamo? Ha detto cosa possiamo fare? Ecco, capite l'importanza di far capire che qui i genitori si devono svegliare, si chiama appunto Sveglia Veneti, e devono fare i genitori autorevoli, non autoritari, che è un'altra cosa. L'autorità la vediamo nelle guerre, è vero, che comandano questa autorità, ma soprattutto essere genitori autorevoli, guardare questi ragazzi negli occhi e capire veramente chi è tuo figlio o tua figlia e intervenire, perché se no da soli non si va da nessuna parte. Allora andiamo a vedere proprio questo Papa alla Giudecca e poi torniamo a un'altra guerra. Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io, e il bene che ci scambieremo sarà prezioso. Uno scambio di amore fraterno che non può prescindere dalla consapevolezza del luogo in cui avviene. Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno.
carcere come cantiere di ricostruzione, dice il pontefice. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare e ferite da curare, io anche. Alle detenute il Papa dona un'icona della Vergine. È un po' la tenerezza della mamma e questa tenerezza Maria l'ha con tutti noi, è la madre della tenerezza. E le detenute ricambiano. Parla Manuela Cacco, in carcere per l'omicidio ad Albignasego di Isabella Noventa. Al pontefice dona una papalina realizzata dalle donne del laboratorio di sartoria. La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo, Santo Padre, di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze e le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino di guida spirituale. Donne che in carcere lavorano e cercano di ritrovare la strada. Per noi questo lavoro è molto importante perché dà un senso al nostro presente. Giorno dopo giorno fa crescere in noi la speranza, ci indica il cammino verso il dopo. Vi auguro tanta salute per il bene che si è portato oggi. Le ringrazio di cuore, Papa Francesco. Permettetemi di fare un plauso a tutti i colleghi tecnici, giornalisti che hanno permesso ieri di vedere in diretta questo arrivo di questo Papa, le parole che ha portato, con la semplicità con la quale ha parlato e soprattutto ha accolto. Allora, Avvocato, come commenta? Non so se lei aveva visto queste immagini, questo servizio, in particolare a Lorenzo Maia, il nostro giornalista, che è riuscito a catturare queste parole importanti che ha detto il Papa, la dignità. Ecco, vorrei essere io, perché io e non loro, perché loro e non io. Prego, Avvocato Fadalti. Io ho già espresso la mia personale simpatia per l'attuale pontefice. Cosa devo dire? Mi pare che abbia espresso nel modo più chiaro possibile come la vita comporti delle alternative che nessuno a priori è in condizione di conoscere e spesso neppure di operare delle scelte. Mi è parso un gesto di grandissima umanità, di grandissimo rispetto. Poi vorrei dire, c'era un inquisitore del Cinquecento, Francisco Peña, che usava, lasciato scritto questa definizione: carcerari id est torqueri, ovvero tradotto volgarmente, il carcere è la tortura che dà alla testa. E io credo che sia nella sua storicità un'affermazione quanto mai moderna. Ci deve essere la capacità di avere comprensione, rispetto della dignità, anche quando non si condividono non soltanto le azioni altrui, ma anche le idee e le opinioni degli altri. Grazie, Avvocato Fadalti, sono parole importanti di un avvocato che ha toccato con mano quella che è la realtà del carcere e sa benissimo, avete sentito, ecco, come media questo avvocato, dobbiamo dare la possibilità di cambiamento. Il cambiamento può avvenire. Ho avuto ospite il direttore anche del carcere, il dottor Quagliotto, proprio pochi giorni fa, che anche lui ha cercato di spiegare che cercano di fare il massimo, e poi quando escono, Avvocato Fadalti, vedere cosa trovano, chi li accoglie. Ecco, se siamo proprio così accoglienti di accogliere una persona che esce dal carcere, oppure la guardiamo sempre con questi occhi diversi, con questi, come ho detto prima, subito con l'etichetta, è un delinquente, uno spacciatore. Professor Feletti, cambieremo mai culturalmente? Riusciremo a guardare e per diverso, metto tutte le fragilità a 360 gradi, ecco, con occhi veramente diversi, e cercare di aiutare, di rialzarsi e dare la possibilità a queste persone di farlo? Prego, professore. Sì, conoscendo il caso o i casi, appunto, ti rendi conto delle motivazioni, ti rendi conto del perché anche di certi comportamenti. Io ho avuto l'occasione, quando ero all'inizio del mio periodo di insegnamento, ho insegnato proprio in un istituto che aveva la funzione di recuperare ragazzi che erano stati mandati in questo istituto dal Tribunale dei minorenni di Venezia. Ecco, venivano accompagnati dai carabinieri, li lasciavano lì, l'istituto era tutto aperto, non c'erano cancelli, non c'erano inferriate, non c'era nulla.
E lì i ragazzi capivano che c'era una buona atmosfera, perché erano anche in gruppo, come gruppo famiglia, cioè c'era un assistente col quale vivevano i momenti extrascolastici, e stavano insieme, dormivano insieme come se fosse proprio una piccola famiglia. E c'era la scuola all'interno che li preparava a uscire con un'abilità lavorative adeguate al momento, insomma, c'era la falegnameria che forse era un po' obsoleta come il sistema di produzione, diciamo. Sì, però comunque non era proprio non era solo la capacità lavorativa, era anche appunto la capacità. Era un sacerdote che dirigeva questo istituto. Io vivevo con loro perché mi avevano dato inizialmente una camera. È stato un periodo che ho proprio vissuto anche nel gruppo, come si dice, gruppo famiglia, e loro raccontavano la loro tragicità che hanno sofferto, insomma, anche perché dicevano la mia famiglia non mi ha aiutato, anche perché io sono qui perché non ho avuto chi mi potesse proteggere, la famiglia neanche non poteva riceverlo perché era una famiglia, mentre altri ragazzi che avevano formato delle piccole bande, sì, non del tipo moderno di aggressioni fisiche così, però facevano furti, ecco, però appunto gli altri non sono venuti qua, i genitori insomma, si sono presi più carico dei loro figli, mentre la nostra famiglia non ha possibilità. Ecco, qui quindi la famiglia effettivamente, ma lì forse la famiglia dovrebbe anche essere un po' sorretta, cioè trovare il modo di coinvolgere di più i genitori nelle dinamiche con i figli, e qui insomma sono lavori difficili, lunghi, che non si sa, ci sono esperienze per trovare strade sempre diverse, innovative, che possono, però nessuna è risolutiva, cioè alle volte si va avanti per tentativi ed errori. Ecco, comunque quella struttura lì funzionava e c'era qualche ragazzo per esempio che scappava. Non c'erano sbarre, non c'erano cancelli aperti. Erano anche simpatici perché un giorno non trovo più la mia 500. Allora, però vedo che uno sorride. Mi avevano insegnato come facevano i furti, per esempio. Si creavano le chiavi fine, le chiamavano loro, cioè con una lima creavano. Insomma, mi insegnavano come operavano loro. Mi sparisce la macchina e vedo che uno sorride, allora capisco che c'è un gioco che loro mi hanno creato e si stanno divertendo alle mie spalle. Allora faccio finta di disperarmi, ma adesso come fa? E vedo che, insomma, l'avevano spostata a mano da un'altra parte chiaramente, però appunto avevano fatto questo scherzo che per fortuna, perché qualcuno effettivamente scappava anche rubando auto, era brutto il momento, anche adesso era il momento brutto perché si è cambiato tanto. Professore Feletti, la ringrazio di questo passaggio, perché sapete perché facevano questo? Intanto perché avevano capito che avevano di fronte una persona che li aveva accolti e allora si sono permessi anche di scherzare con questa persona, ben sapendo che poi restituivano, e si fidavano anche di dire come facevano certe cose perché aveva una persona che li aveva accolti. Avvocato Fadalti, cosa ne pensa delle parole di Adriano Panatta, che proprio riguardo ai baby gang, in particolare a quella in centro storico a Treviso, ha coinvolto questo genitore, queste famiglie, queste persone, che ha detto ecco ci vuole più qualche calcio e soprattutto ecco sparare letame, ecco qualche punizione corporale. Cosa ne pensa di queste parole e di quello che ha detto il professor Feletti? Panatta penso che sia stato un grande campione di tennis, che forse dovrebbe limitarsi a parlare di ciò che conosce e non allungarsi su temi che sono estranei alla sua esperienza e alla sua formazione. Il professore invece mi ha fatto molto riflettere, anche lo scherzo che gli hanno usato, che per carità gli avrà creato un attimo sicuramente di disagio, ma che gli avrà anche insegnato, come ci ha dimostrato oggi, ad apprezzare realtà diverse da quelle della sua nascita, della sua vita. Le punizioni corporali
ricordano i giornalini di Gian Burrasca o cose di questo genere, mi pare che siamo fuori dai tempi. Il concetto di autorità andava sicuramente rivisto ed è stato rideterminato e riconosciuto diversamente. Non viviamo più nell'Ottocento e neppure negli anni 30 del secolo passato. È stato detto prima in modo molto corretto, peraltro, che autorità e autorevolezza non sono sinonimi. L'autorità può essere anche frutto di un'imposizione, l'autorevolezza è invece la dimostrazione della capacità di farsi riconoscere come persone credibili e quindi come tale essere accettati. Ecco, io la vedo così, altri comprendo che la possono avere un apprezzamento del mondo diverso dal mio, lo rispetto quanto tale ma non lo condivido. Grazie veramente all'avvocato Luigi Fadalti di essere stato con noi. Ecco, abbiamo capito le varie prospettive che abbiamo, come ho detto prima ognuno può vederla come vuole, fare le riflessioni che vuole, però se iniziamo anche noi a guardare con occhi diversi e soprattutto a parlare di inclusione, parlare di comunità, parlare di diversamente agili, di chiamarli per nome e cognome e non etichettarli, forse anche noi in poco tempo riusciremo a fare quel passo culturale che veramente manca, perché giudichiamo troppo e accogliamo meno. Grazie, grazie all'avvocato Fadalti, grazie di essere stato con noi. Il professore rimane, pubblicità. Buona giornata. Questa è una mostra che riassume diciamo in poco spazio tantissime attività di 40 anni del Comitato Imprenditori Veneti 2000 che credo che Perin possa essere considerato come un assessore alla cultura ad onore del nostro territorio, perché si spazia veramente trasversalmente dalla storia, dalla rivalutazione del nostro territorio, dai problemi ambientali, dalle collezioni che ha Perin di mezzi d'epoca e a quello che possiamo vedere anche nella mostra fotografica qui. Quindi veramente complimenti di questa importante iniziativa che noi nel nostro giornale ospitiamo costantemente. Facciamo anche vedere il famoso Piave, adesso lo facciamo vedere, ma soprattutto questa che cos'è? Allora, questo è un pezzo eccezionale. Quindi lo trovi sinteticamente scritto qui, è un satturatore, gioiello del periodo littorio e come definito da alcune persone incuriosite dallo strano oggetto, gassatore per CO2. Ecco, quindi è iniziato il prosecco da questo ancora nel periodo littorio, vedete qui c'è scritto littorio con questo meccanismo qui che vedete, l'ho scritto qui, eccolo qui. Si vede qui, eccolo qua, come vedete, e questo è un antenato di come avevano iniziato per produrre il prosecco, ecco questo qua. Hai fatto bene perché è una cosa forse che tantissimi non conoscevano, adesso grazie a te riusciamo a conoscere anche questa meraviglia, questa storia di questo prosecco. Ecco qui per esempio un altro pezzo interessante, questa Madia praticamente è un ufficio austro-ungarico veloce, che è spostabile, vedete qui tutti i cassetti, tutte le cose, si chiude e l'abbiamo recuperato quando abbiamo fatto una mostra ancora nel 97 col prefetto di Treviso a Godega nei padiglioni della fiera e un signore, scusa che leggo il nome qui, leggi qui, Pessotto di Codogné me l'ha regalata perché era nella loro casa praticamente di campagna dove era questa azienda con dentro 30 bambini. Un ufficio mobile diciamo. Sì, lì in questa casa c'erano 30 bambini, questo contadino e loro gli austriaci quando sono andati in ritirata l'hanno lasciata lì e questo è l'ufficio mobile perché c'era un campo di aviazione, lì una superficie tipo Zanardo e questo è ancora il palo di una tenda dei 20 aerei che erano lì fermi. Questo tenevo su praticamente e mi ha regalato anche uno di questi pali, questo pezzo qua che è un pezzo solo completo e questo tu vedi tutti i timbri, è stato usato per un anno lì da questo comando. Nella casa di contadini dove hanno vissuto tutte queste famiglie è stata usata da Madia.
Ecco, aveva un altro uso, cambiamento d'uso. Andiamo a vedere anche un'altra meraviglia. Qui è un'altra storia importante, questa storia qui che mi viene mal di cuore ogni volta che ci penso. Qui ho scritto anche la storia, questa è il titolare dell'Acme Motori di Valdobbiadene che me l'ha regalato, l'ultimo pezzo che aveva storico. Io ho lavorato con loro per circa 30 anni a fare gruppi elettrogeni, pompe eccetera. Questi motori li fornivamo in tutto il mondo con questa azienda che aveva circa 300 persone. Oggi purtroppo lì c'è un supermercato. Perché? Perché hanno fatto delle forniture anche al tempo i russi e non hanno preso i soldi e la ditta è fallita. Quindi questa gioia di questi motori che andavano sulle BCS e nel mondo purtroppo è finita con i russi. Allora, professor Felletti, quanta passione, questo uomo è da premiare solo per la passione e soprattutto sta cercando di recuperare questi oggetti perché la storia poi li porti avanti, le future generazioni che poi vedremo, dove sono stati intervistati questi ragazzi che hanno piacere invece di conoscere, cioè se li prendiamo per mano e li portiamo a vedere la loro storia, le loro radici, forse abbiamo già fatto qualche passo in avanti. Prego, professor Felletti. Sì. Il suo interesse essenzialmente è anche legato alla rivoluzione industriale, perché lui ha tutti oggetti che sono stati anche superati dalle nuove tecnologie, però appunto dimostrano anche come si è riusciti da cosa siamo partiti con macchine innovative, che prima c'erano i buoi, tiravano l'aratro, poi hanno messo il trattore. Ecco, questo trattore, lui addirittura quello a vapore, però i primi trattori, le prime macchine, quella macchina, quel motore lì era un motore che andava bene, veniva collegato a tantissime attrezzature che potevano poi avere bisogno di forza motrice, e con la cinghia le collegavano a meccanismi e lì poteva andare bene in una falegnameria, poteva andare bene in campagna per dare il solfato di rame, per la pompa, insomma era universale proprio. Io non neanche conoscevo bene, ma leggendo qua quella pubblicazione ho detto guarda un po', sapevo che esiste questo motore, ma che avesse tutte queste funzioni. Sì, e questa anche sia stato fondamentale per molte piccole aziende che cominciavano a crescere, che avevano una forza motrice così disponibile e versatile com'era. Ecco, quindi, ma lui ha raccolto appunto, cerca di salvaguardare quello che normalmente adesso non serve più. Abbiamo sentito anche col Prosecco, avete sentito, avete visto quell'attrezzo che io neanche appunto sapevo neanch'io. E chissà quanti a casa non lo sapevano e loro avevano già creato il Prosecco. Sì, ma vabbè, io non me ne intendo di vino, perché so che ci sono delle modalità per fare il vino, non so, l'autoclave, che non so se sia da quella macchina sia nata l'autoclave, perché parlare del CO2, ma il vino produce anidride carbonica, cioè le bollicine sono l'anidride carbonica. Allora saluto intanto anche padre Federico Lauretta, parroco della Basilica di Santa Giustina a Padova. Buongiorno padre Lauretta, grazie, finalmente ce l'ho ospite, sono molto contenta padre Lauretto, ieri è stata una giornata memorabile, la giornata di Venezia con Papa Francesco, grazie di essere qui, però prima Mirella. Grazie padre Lauretta, dopo vorremmo sentire anche le sue considerazioni, abbiamo sentito anche quelle dell'avvocato Fadalti, anche se non sono credente, ma ammiro questo Papa che riesce a parlare a tutti, a quelli che ci credono, a quelli che non ci credono, a vecchi, giovani, bambini, anziani. Allora andiamo a vedere proprio questo Gianluca, il libretto Papa, questo bambino che ha venduto il libro a Papa Francesco e che invece di €1 gliene ha dato 5. Andiamo a vedere. Diventa suo malgrado uno dei protagonisti della storica visita del pontefice a Venezia. 9 anni appena, offre in vendita al Santo Padre un libretto fatto a mano. Con coraggio avanza la sua offerta, certo di donare qualcosa di davvero importante per lui. Gianluca è il suo nome. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne abbiamo preparato uno bellissimo per vendere al Papa. E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno?
Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevamo detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. Ah, quindi è stato un papa molto generoso. Sì. Insieme ad altri 20 coetanei, Gianluca riceverà la prima comunione domenica 12 maggio nella Chiesa del Redentore, accompagnato dalle catechiste Sara e Laura. Riceve da Papa Francesco un rosario. Questi bambini soprattutto hanno molta speranza che veramente la società cambi e credono e hanno fermamente credere in Dio. Loro credono in Dio. Però sai Gianluca che adesso questo rosario che ti ha dato il Papa è un impegno un po' per la vita. Sì. Siamo pronti? Sì. 1, 2, 3. Viva il Papa! Ciao Antena 3! Saluto anche il grande amico Abdallah Khazagi che è sempre in orario. Abdallah è sempre puntuale, comunque è arrivato fortunatamente, è appena tornato anche lui dal Marocco, questo paese bellissimo. Dico sempre che mi mandi dei video ma non me li manda mai o pochi. Vedete che sorride perché sa che ho ragione, però vorrei adesso arrivare da padre Lauretta con questo video bellissimo, con questo Papa che si avvicina a questo mondo dei giovani e loro lo ascoltano, lo ringraziano. Ecco, questo bambino con questo crocifisso che secondo me rimarrà impresso per tutta la sua vita, questo momento magico che ha vissuto. Ecco, come ha visto questo Papa a Venezia ieri padre Lauretta? Devo essere onesto, non l'ho seguito molto la visita del Papa a Venezia perché ovviamente essendo domenica ero anch'io impegnato con le mie attività pastorali in parrocchia. Quello che posso dire è che Papa Francesco, in fin dei conti, che cosa fa? Perché tutti dicono è straordinario, ma quello che fa di straordinario è la cosa che dovrebbe fare ogni cristiano, ovvero vivere concretamente il Vangelo nella quotidianità. E Papa Francesco ci presenta il Vangelo nella quotidianità. E questa è la cosa straordinaria che fa Papa Francesco. Sentiamo anche cosa ne pensa Abdallah Khazagi di questo Papa Francesco, un Papa amato da tantissimi, odiato anche da tanti. Ecco, infatti lui dice sempre pregate per noi, io dico sempre padre Lauretta per fortuna che sei dai suore, che almeno la siamo sicure, almeno speriamo. Ecco, come vedi questo Papa Abdallah Khazagi? No, io non ho il problema dell'extracomunitario, ma quando un extracomunitario viene integrato, incluso in qualche contesto, per me è sempre una vincita, vuol dire che... E la Chiesa ad oggi ha dimostrato che c'è un rapporto bello anche con noi, con le persone che arrivano anche da altri, diciamo, stati, che possono essere anche dirigenti, che possono essere portatori di pensiero. Credo questo Papa ci ha portato grandi messaggi, soprattutto come puoi essere semplice, umile e anche discreto a fare le cose. Questo è il Papa di oggi. Quindi, Papa semplice. Papa semplice. Senti Abdallah, cosa ne pensi di questa aggressività di molti ragazzi, anche vostri, della terza, quarta generazione, seconda, qui non si capisce più niente, però sono dei ragazzini, dei ragazzi molto giovani, con un'aggressività molto forte. Cosa sta succedendo secondo te, Abdallah? Ma io credo che qui ci vuole un progetto molto strutturato che include enti, famiglie e anche e soprattutto mediatore culturale. Mi ricordavo che c'erano problemi, ma parlo degli anni 90, che c'erano problemi negli autobus, nei pullman, dei ragazzi che picchiano gli autisti. E noi con la nostra cooperativa abbiamo inventato mediatori culturali che affiancano gli autisti. Ma sei proposto all'amministrazione per fare questo, Abdallah? Ma ovviamente io ne ho quasi 150 richiedenti e mi basta soltanto quello che sto facendo. E quindi, perché però è
anche presidente della comunità Hilal, perciò capite perché dice questo. Diciamo che se non io, la mia disponibilità è sempre a disposizione per l'amministrazione, perché ovviamente l'intervento della polizia, della forza dell'ordine, delle vigili serve, ma serve fino a un certo punto. Però se noi facciamo un progetto, perché c'è un problema in fondo che questi ragazzi non hanno scelto l'immigrazione, non sono come i padri che sono in qualche modo consapevoli che loro hanno fatto una scelta e devono assumere la responsabilità di quella scelta. Questi ragazzi si trovano in qualche modo come tutti i giovani, si trovano in un contesto di un padre e di una famiglia che li insegna in un certo modo, la società che li insegna un altro modo, perciò il modo molto confusionario, cercano un po' di essere protagonisti di qualcosa, di attirare l'attenzione con il bullismo, con queste forme di aggressività, con questo approccio che in qualche modo si gli viene spiegato bene quello che non sono neanche consapevoli, perché i ragazzini quando si trovano fra di loro si fanno forza. Quindi e quando li prendi singolarmente non sono nessuno e cade e si scioglie. Cosa ne pensa padre Lauretta di quello che ha detto Abdellah Khazagi, ma soprattutto questi ragazzi intervistati che hanno detto abbiamo bisogno di mediatori, loro vogliono i mediatori, ma chi possono essere i mediatori secondo lei padre Lauretta? Perché noi abbiamo tantissime associazioni di volontariato, abbiamo più di 7.000 associazioni di volontariato, ma dobbiamo ancora capire chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto alla fine è come un pugno di mosche. Prego padre Lauretta anche su quello che ha detto Abdellah Khazagi. Mi trovo molto in sintonia con quello che ha detto. Vedi Mirella, una volta c'era il cosiddetto patto educativo tra le principali realtà appunto educative. La scuola, la famiglia, la chiesa oppure le varie comunità religiose e possiamo dire anche le istituzioni politiche. Purtroppo questo patto educativo è venuto meno perché si è disgregata la scuola, si è disgregata la famiglia, la Chiesa vive le sue lotte, come dicevi tu, le lotte interne, il Papa mi piace, non mi piace, non si ragiona sul mi piace, non mi piace, e poi anche la politica, se i primi che litigano, i primi che tra di loro si odiano e fanno cagnara sono i politici, che esempio ci danno? Guardiamo i nostri politici, che esempio danno? Fanno altro che insultarsi, fanno altro che dire quello di qua, quello di là, quello non vale niente. L'esempio, i ragazzi vivono di esempi, i giovani vivono di esempi, ma se i primi che litigano, i primi che tra di loro non sono capaci di accogliersi, di vivere in pace, di essere tolleranti, sono gli adulti, poi che cosa pretendiamo dai giovani? Cosa vogliamo insegnare? Allora andiamo a sentire proprio cosa dicono questi giovani, se portati nei luoghi adatti dove possono imparare anche la storia, come spiegherà poi il professor Feletti. Andiamo a sentire cosa ha detto questo ragazzo Lorenzo e poi lo commentiamo. Adesso siamo con un giovane, un ragazzo molto giovane, nome e cognome? Lorenzo Bitz. Allora Lorenzo, per te cosa vuol dire questa mostra, vedere queste foto, ad esempio questo albero, questa meraviglia della natura? Ecco, voi che siete molto vicini all'ambiente, alla natura, i giovani li troviamo là perché vi fidate di più, è forse di quello che vi fidate di più. Cosa vuoi dire di questa bellissima mostra che oggi sei qui con la tua famiglia? Allora, è una mostra molto importante, soprattutto a livello storico, per ricordare ciò che è avvenuto qui, gli avvenimenti storici della Prima Guerra Mondiale. La storia vi intriga, cioè vi piace conoscere la storia, le vostre radici, il territorio, perché sembra che a voi non interessi niente. No, per noi, per me, mio fratello là dietro, molto importante, soprattutto perché la Prima Guerra Mondiale è avvenuta, diciamo, qui, c'è molto vicina, diciamo, è facile anche trovare dei parenti, diciamo, che hanno
avuto esperienze, che hanno anche combattuto nella prima guerra mondiale, quindi è molto importante conoscere per noi Nella questa storia. scuola, alla scuola, all'interno della scuola, vi insegnano queste cose voi? Perché sembra che siate molto lontani, io so che non è vero, ma vorrei che lo diceste voi. Sì, certo. Questi argomenti si fanno, si trattano e anche con molta importanza, ecco. Cioè le radici e anche la vostra storia. Sì. Grazie veramente. Allora, una bellissima slitta, guardate la bellezza di questa slitta. Siamo con un altro giovane? Jacopo. Con Jacopo. Ascolta Jacopo, adesso si va a sciare con una tecnologia completamente diversa, però vedere queste slitte proprio create dalle mani dell'uomo, qui c'è una creatività enorme. Ti piace? Cioè hai piacere di essere venuto a vedere queste cose, la storia? Sì, beh certo, più che altro quello che mi sorprende è il fatto di quanto impegno ci mettevano a fare queste cose, perché oggi come oggi penso che anche avendo soldi comunque cose del genere non le prendi da nessuna parte. Il tempo che una persona ci impiegava a costruire una cosa del genere per andare Cioè, capite l'importanza di quello che facevano per Sì. spostarsi una volta, perché c'era anche la necessità di fare questi spostamenti. Chiaro, sì, chiaro, per portare le cose, sì, beh, in confronto adesso c'era molto più impegno, diciamo. Perciò vi intriga anche vedere queste mostre. Certo, è interessante vedere anche come erano le cose prima di noi, come i nostri genitori, i nostri nonni, almeno per me, più che genitori, facevano le cose, sì, certo. Perciò è molto bello. Sì. Fa piacere, vi intriga insomma questa, è intrigante, è intrigante. Grazie Jacopo, veramente grazie. Allora, professor Felletti, come commenta questi ragazzi che sono intrigati invece dalla storia, dagli strumenti, la storia che insegna che c'era sempre il ricco, il povero, il ricco che si spostava con questa meraviglia di slitte, poteva permettersi anche un cavallo, come diceva il professor Felletti, che altri moriva da fame, perché questa è la verità, almeno adesso non si muore più da fame, perché ci sono i banchi alimentari, fortunatamente le parrocchie e tanti altri aiuti, però una volta era così il ricco e il povero, o miseria, perché una volta c'era anche la miseria non la nera. Povertà. Prego professore, come commenta le parole di questi giovani? È interessante sentire questi giovani appunto con il loro punto di vista e anche con la loro criticità, perché appunto riescono a inquadrare il problema e lo mettono e sottolineano non so la fatica per esempio che facevano una volta per costruire una slitta così, perché adesso con le macchine lì invece era tutto a mano. Poi la storia, appunto, l'altro ragazzo che ha passione per la storia, per fortuna sua, e la segue, gli insegnanti a quanto pare ha avuto buoni insegnamenti, perché diceva che era contento di quello che lui seguiva, insomma, ecco, era interessato, l'avevano coinvolto tanto da... Anche la famiglia però, certo, professore, l'importanza è fondamentale anche quella, certo. È raro... Cioè, se dai una mano vai avanti, se non la dai qualcuno va avanti lo stesso, ma è raro, altrimenti è più facile che non vada tanto avanti. Italo Guglielmo da Padova, ciao Italo Guglielmo, che piacere sentirti, prego. Intanto ti ringrazio per questa bella frase che hai detto e che mi rende felice e mi dà tanto spazio durante questa giornata. Intanto saluto tutti i tuoi ospiti. Non me ne abbiano se saluto particolarmente il parroco che mi ha celebrato il matrimonio e che è tuo ospite questa mattina, perché lui mi ha sposato, il tuo ospite che celebra da Santa Giustina o è a Santa Giustina. Lui mi ha sposato, quindi lo ricordo sempre con grande affetto. Sono Guglielmo, ciao carissimo, ti voglio bene e basta. Comunque, ecco, io volevo chiedere al signore che hai alla tua destra, volevo fare una domanda, ma la prego di credermi, è una domanda che faccio con molto rispetto, ma molto rispetto. Gesù è nato 600 anni prima di Maometto, così mi dicono, non so se sia vero perché non c'ero, sono nato molto dopo. Le volevo chiedere, ma guardi che glielo chiedo, ripeto e sottolineo con molto rispetto, perché lei non è cristiano e ha aspettato Maometto per convertirsi a una religione? Per me che sono cristiano
È Gesù il maestro, Maometto è un discepolo. Non voglio, ripeto, mancare di rispetto alla sua religione e a coloro i quali credono in Maometto, assolutamente. Mi domando, perché lei non crede in Gesù Cristo? Aspetta che finisca. La ringrazio e la saluto. Se vorrà rispondere, perché è anche libero di rispondere, ci mancherebbe altro. No, vedrai che Abdallah Khazagi ti risponde e come. Allora Abdallah, come risponde il nostro Italo Guglielmo? Io mi chiedo perché anche la religione ebraica è molto prima della religione cristiana, e mi chiedo perché lei non è ebreo. Sentiamo padre Lauretta e poi anche il professor Felletti su questa telefonata e la risposta di Abdallah. Prego padre Lauretta. Io credo che giustamente ognuno in qualche modo ha assunto e ha imparato a conoscere la religione. Si parlava di storia, no? Si parlava di famiglia. Io credo che ognuno di noi ha appreso, ha imparato e ha accolto la fede che ha ereditato dalla sua famiglia, dai suoi padri. Per cui io credo ovviamente nel Dio di Gesù Cristo, il tuo ospite crederà in Allah come tanti altri. Per me, io ho pieno rispetto di questo, insomma, quindi non accolgo, sì, conosco bene Guglielmo, conosco bene l'ospite che ha telefonato, però è una domanda a cui non è facile dare una risposta, perché ognuno di noi, la fede alla fine è un qualcosa di personale, no? Quindi anche perché sono nato dove sono nato, e perciò bisogna vedere, ecco, perché sono nato là e perché ho deciso di fare questo, perché questo è quello che ho imparato. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto lo storico Antonio Felletti, che è qua a fianco proprio su questa mostra, perché è la storia, stiamo parlando di storia questa mattina. Andiamo a vedere lo storico Antonio Felletti, che è qua anche vicino alla Mirella. Sì. Ed eccoci qui con un altro storico. Antonio Felletti. Prego. Perché qui oggi? Per questa inaugurazione, che dà un saggio di tante abilità e interessi e passioni, e non so altre parole dire, di Perin, che qua è l'artefice lui di questa mostra, e di questi belli oggetti, di queste belle paesaggi, che è anche un artista, guardi che capacità che ha di riprendere. E dopo con tutte le sue attrezzature qua che sta raccogliendo proprio per reperti storici importanti che altrimenti vanno persi, e lui li vuole salvare giustamente. Culturalmente, secondo lei, noi siamo pronti per ammirare, anche capire la fatica, il sacrificio, la passione, come si lavorava una volta? Lo si può dimostrare anche proprio vedendo i lavori qua, queste mostre lo fanno capire, perché i Cariolanti era una vita veramente terribile, con le malattie, con la fame che c'era. Ecco, e quindi io credo che attraverso queste foto, per esempio, si possano capire i nostri antenati, i nostri padri, quanta fatica hanno fatto a vivere, che non è come adesso, insomma, adesso siamo troppo distanti, forse si fa fatica a unire due cose molto distanti, però questo se non si fa si perde. Cioè, chi l'ha vissuta, che è ancora in grado di capire, è un discorso, però un giovane fa fatica a capire quanta fatica, quanto sudore e quanto sacrificio per pochissime lire, diciamo la verità, un lavoro immane. Per un piatto di minestra bastava per lavorare una giornata, perché altrimenti morivano di fame. Cioè, ecco, io ho un ricordo a casa mia, veniva un uomo proprio che chiedeva un piatto di minestre per vangare l'orto. Ecco. Avete capito la storia, la nostra storia. Grazie veramente. Abdallah Khazagi, tu sei tornato dal Marocco, questo terremoto che ha distrutto anche questa meraviglia, queste città, le più fragili proprio, perché poi quelle forti sono rimaste. Ecco, vedendo anche queste immagini, le parole del professor Felletti, questa storia, questi racconti, questi strumenti che anche voi avete, anzi forse li vediamo poco, ne avete di bellissimi, questi mercati che fanno capire l'importanza di socializzare. Prego, cosa vuoi dire vedendo anche queste foto? Noi in qualche modo la cultura dell'individualismo ci sta un po' attaccando,
nel senso che con le nuove industrie che stanno entrando, con questa mentalità del fai da te, avere tutto, e quindi anche a noi stiamo un po' perdendo questa cultura sociale comune dell'aiuto, le stiamo perdendo, però per fortuna nella cultura contadina c'è molta socializzazione e c'è molto radicata, molto civiltà, e ci sono molto, diciamo, principi dell'aiuto. Però se vai a Casablanca o a Agadir o Rabat, la vita lì è molto cambiata, e per dirti, anche da noi in qualche palazzo le famiglie non si conoscono neanche. Siamo arrivati anche a questo Padre Lauretta, livello. tutto il mondo è paese, come sentiamo dalle parole di Abdallah, però c'è questa cultura contadina che cerca di resistere ancora, con grande fatica, ma cercano di resistere. Prego, Padre Lauretta. Anzi, la invitiamo alla mostra quando sarà libero. Vedo il professore Felletti, anche Abdallah Khalzaji, a vedere questa meraviglia di mostra a Borgo Collalto. Prego, Padre Lauretta. Vabbè, condivido anche in questo caso, condivido veramente quello che ha detto il tuo ospite. Purtroppo siamo in una cultura in cui rischiamo di perdere le radici storiche da dove veniamo. San Bernardo diceva una cosa bella riguardo alla storia, che la memoria è il fondamento della speranza, perché abbiamo bisogno veramente di tenere viva la memoria delle nostre origini, delle nostre tradizioni, ma non per farne, possiamo dire, un qualcosa di strettamente identitario, ecco, ma perché ci aiuta a comprendere la fatica di dove siamo arrivati oggi, capire che non tutto è sempre così dovuto, ma che tante conquiste, ecco, sono state frutto di sacrifici, di impegni, soprattutto a volte anche di sofferenze, ecco, dei nostri padri che hanno vissuto i nostri territori. Noi oggi abbiamo un territorio bellissimo e a volte rischiamo anche di deturparlo e di rovinarlo, ma questo territorio bellissimo è stato il frutto di tanti sacrifici che i nostri padri, i nostri avi hanno affrontato. Questo sì. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto l'assessore Chiesolin proprio durante questa visita a questa mostra. Andiamo a sentire. Stiamo posizionando questa corona d'alloro, siamo sulle orme della Grande Guerra, eccola qua. Allora Assessore, perché questa corona d'alloro? Prego. È una corona importantissima perché è a ricordo di tutti i morti di tutte le guerre. Guerre purtroppo continuano ad essercene, speriamo finisca questa ecatombe, e questa corona sta proprio a ricordare questo, queste vittime che purtroppo ci hanno lasciato a causa dei conflitti umani. Perciò oggi è proprio un giorno da ricordare queste figure che veramente non ci sono più, però per la patria assolutamente hanno dato la loro vita. Pensate che ricordo importante stiamo facendo, forse qualcuno non si ricorda più, noi invece vogliamo che qualcuno ricordi. Grazie Assessore, grazie, Dio ti salvi, e grazie anche a voi di essere qui. Allora, la guerra, la Grande Guerra, cosa ci dici in questo conflitto israeliano-palestinese? Tu, Abdallah, come la vedi? È dura, veramente è dura, perché non vedo una facoltà anche di grandi paesi come l'Europa, come l'America, come la Russia, non c'è una facoltà di aiutare questi due paesi a trovare un'intesa di pace, quindi anche gli arabi non hanno lavorato molto, a parte il Qatar che in qualche modo un piede qua e un piede là, però dico che io ogni giorno sogno questo conflitto, veramente lo sogno come fosse vivo questi drammi. Che arrivi la pace. Non
ma che arrivi la frase, perché io mi sento, anch'io faccio parte di quelle famiglie o delle ostaggi oppure delle famiglie che in qualche modo non hanno niente, perché non si può vivere così diciamo la civiltà. Non possiamo permettere di vedere i bambini che vengono uccisi così gratuitamente, le donne, le anziane, le persone che non hanno da mangiare. Questo non per i palestinesi, ma per chiunque creatura di questo mondo non possiamo. Ma secondo te questa guerra sarà senza fine, non finirà mai come tante guerre che durano tantissimi anni? Credo, se ci sono facoltà, per esempio l'America non aiuta, perché l'America a ogni caso che vengono delle soluzioni da parte dell'ONU, lei mette Sentiamo cosa dice Padre Lauretta, velocissimo, perché siamo in chiusura. Padre Lauretta, questo conflitto che sta distruggendo veramente anche il buonsenso che dovrebbero avere i grandi della terra, ma c'è solo il business e basta. Ormai viviamo solo di business dappertutto, chi ne ha più ne metta. Prego Padre Lauretta. Mirella, hai appena dato tu la risposta. Sappiamo bene che le guerre sono prima di tutto un fattore economico, per cui sicuramente dietro ogni conflitto ci sono gli interessi economici di pochi, i quali però non vengono mai toccati dalla guerra. Quindi ci sono i pochi che hanno gli interessi economici, che sono contenti che scoppino le guerre, però quelli che ci vanno di mezzo sono sempre i poveri, gli ultimi, i piccoli. E questo è il dramma di ogni guerra. Sentiamo il professor Ferletti, ecco, su questo conflitto, professore. È angosciante, avevo detto anche prima che appunto non se ne viene a capo, secondo me, perché se c'è questo continuo andare avanti, distruggersi vicendevolmente, non è che si abbraccino vicendevolmente, si continuano a distruggere e creano ulteriore odio, secondo me. Cioè anche i superstiti che vedono le case distrutte, come possono dire guarda qua che bel lavoro che mi hanno fatto, appunto. E quindi secondo me non avrà mai fine, perché mi pare che c'è i presupposti perché succeda questo. Anziché un venirsi incontro, c'è proprio che si crea distanze sempre maggiori. Allora io direi di chiudere questa parte di questa trasmissione, ormai siamo alla fine, con questo messaggio di Papa ai giovani, di questo Papa Francesco che ha parlato ai giovani, perciò io vi saluto già e chiudiamo con questo servizio Papa ai giovani. Grazie ai miei ospiti, grazie a Padre Lauretta, la invitiamo a Borgo Colalto con Abdallah Kharzaji a vedere questa mostra bellissima, la storia anche della Grande Guerra. Grazie, chiudiamo col servizio di Papa Francesco che parla ai giovani. Alzati e vai, alzati, innamorati e vai, esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita. Per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona. Per questo vi dico, non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano. Da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no?
Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile ed è pieno di energia, e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare, e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella grande cosa, ecco. È una bella dose di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la consegna della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio, che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. Minestra ai fiori di zucchine. I fiori di zucca crescono sia dalle piante delle zucchine che da quelle delle zucche. Hanno una forma allungata con i petali di color verde alla base e giallo all'interno. Ci sono quelli maschili e quelli femminili. I primi hanno un peduncolo lungo e sottile, i secondi sono più piccoli e crescono sulla punta dei frutti. I più adatti ed utilizzati in cucina sono quelli maschili. Ingredienti per 4 persone: 4 zucchine, 300 g di fiori di zucchine, 120 g di pastina, per esempio farfalline, una cipolla tagliata a fettine sottili, una carota, sedano, 1,5 litri di brodo, formaggio parmigiano grattugiato, burro, olio, sale, pepe. Tagliate a dadini le zucchine, le carote a rondelle e il sedano a pezzetti piccoli. Pulite i fiori di zucca e tagliateli a striscioline. In una pentola scaldate 30 g di burro e poco olio. Rosolatevi la cipolla, la carota e il sedano.
aggiungete le zucchine e i fiori di zucca. Lasciate insaporire 2 minuti e versate il brodo caldo.